Buona diri e buona vesta de su Redentori a Tottasa e a Tottusu. Nosus euso Valentina Locche de Orani e Mauro Dadea de Casteddu, i Santattenni con Pangia commentendi questa vesta e questo cammino de su Redentori che si denidi in su anno 126 des istituzioni de questa festa. Una festa che è una festa di Nuoro, fa sì che Nuoro sia connota in tutto il mondo. Per questo grande appuntamento che si tiene di 126 anni ai Gustavatti e sa letteratura puro, attento e a posto interesse in questa festa. In agosto e settembre fu andare continuo, un correre affannoso. Dapprima salirono sul monte Ortobene per la festa del Redentore. Era d'agosto, la luna grande, rossa, sorgeva dal mare e illuminava i boschi. All'alba si udì un salmodiare lontano. Effis passò la notte a pregare sotto la croce nera che pareva unisse il cielo azzurro alla terra grigia. All'alba si udì un salmodiare lontano. Una processione salì da valle e in un attimo le rocce si ricoprirono di bianco e di rosso, i cespugli fiorirono di volti di fanciulli ridenti e sotto gli elci, vecchi pastori, si inginocchiarono come druidi convertiti. Sopra l'altare tagliato sulla viva pietra il calice scintillò al sole e il Redentore parve indugiare prima di spiccare il volo dalla roccia, piantando la croce fra la terra grigia e il cielo azzurro. E te chi sa si liggiu a Valentina? Costruito un canto de Canne al vento, scritto da Grazia Deledda su 1903, che questionata desu Redentore. Dunque, grazie a Deledda, commenti d'ogni nuoreso, estetia sempre meda cappiata e meda mantiosa de gusto monti che s'agatta proprio in facci dessa città di Nuoro e da questionao in meda del romanzo Susu e in suo romanzo autobiografico Cosa Sua, Cosima, issa conta dei commenti picciocchedda vi andata a fare su novenario de Santa Maria Esumonte che è proprio in Gunis accanto a un di voi antivattu antiposto su monumento de sul Redentore. E in casa è proprio un luogo di grande importo per questa città di posta in Sugoru dessa Sardegna. Nos, Apo cherfiu cominciare che in Grazia Deledda che quest'anno sono 100 anni da su Nobel chi l'ha dato pro la letteratura e fatto una cosa che rassimizzata fra il Redentore e Grazia Deledda che è statua del Redentore di piatta si esposta su 1900 invece l'hanno posta su 1901 e Grazia Deledda l'hanno dato su premio gli hanno assegnato il su 1926 però gli hanno dato il su 1927 quindi sempre un un anno. anno del ritardo. E cioè, dai, è una cosa sempre a pizzo su de Grazia Deledda. Gli sa appunto, è un nao che stiona da adesso Monte Ortobeni in prude uno dei romanzo Cosa Sua e in questo romanzo suo autobiografico, onde issa conta da dessa vita sua, issa si conta da de quando via Picciocchedda, e quindi Zeus ancora in suvreno 800 e su monumento sul Redentore ancora non esistia da. Non esistia da poitta è un nao Zeus a sa vesta del su 126 e su Redentore è stato pensato a Savini del 800 pone un nai che proprio si punti postos a realizzare in su 1900 e punti a rennesciuso a Cidupesai a Pizzo del su Monte Ortobeni sanno appusti in su 1901. Ovviamente deppe questionare in pago dei commenti e nasce questi idee de ponni questa statua a pizzo di questo monti ortobeni dei Nuoro. Poi è Nuoro, poi questa statua del Redentore funti dottus interrogativus chi vale sa pena de Siponni e de donai risposta. Alzandosi depiù partire del anno 1896 fino all'anno che 1896 io ho cominciato
s'organizzai poi a festai su giubileu de su 1900. Totus un vago scieus che su giubileu, s'anno passau 171, est una festa manna che sa Grecia Cattolica vaidi, d'ogna 25 annos a partire da su 1300. Su primo giubileo vi stetiu proclamau de su Papa Vammau Bonifacio VIII e a posti de issu tutti i altri pontifici chini prus e chini mancus ha sempre affestau questo giubileo d'ogna 25 annos sono dess'altro. Galincuno giubileo straordinario c'esti stettiu, questo Vammau meda de su 1933 può arregodare s'anno su centenario de sa morte de Gesù Cristo in Gruci, ma sa prus parte dei giubileus si fa sempre può arregodare sul nascimento di Gesù Cristo in s'anno zero naturalmente. S'anno 1900 via da importo un anno poi si passata de un secolo a s'altro, quindi da su secolo 1800 a su secolo del 1900. E vogliamo fare una festa speciale questo giubileo. Tra l'altro c'è denai che l'ultimo giubileo che hanno festato regolarmente è stato il gusto del 1895. Su giubileo del 1850 e su giubileo del 1875 si vianta fatto narauso in tono minore, mentre si narra in italiano, po' questioni politicas. Funti stata presentata dessa festa su vicario generale dessa diocesi di Nuoro. Non di intendeso però. Avevamo già ribaus. Chi è la via Kerfia questa statua? Dunque, è tornato su, siamo contenti. Vogliamo fare questo giubileo in maniera speciale, poi i altri giubileus del 1850 e del 1875 non si pianta pozius fai, poi nel 1850 su Papa via appena tornato del Sesilio, poi nel 1849 ci via stati a San Repubblica Romana, ci dianta Bogau de Roma, isso si via da rifugiare a Gaeta e via tornare proprio a Singhizio del 1850, sanno viaggiare con Menzau e noi a Pozio vai su giubileo regolari. E sul 1875, sempre per questioni politiche, pianta 5 anni che su Stato italiano ha conquistato Roma militarmente, passando da Porta Pia che antasciusciava a cannonadas e dunque hanno posto vini sul governo italiano e ha posto vini a su dominio del suo Stato pontificio di Appigaudotto e ha proclamato Roma capitale d'Italia, quindi sia via Savini del suo Stato pontificio. Su Papa si via dichiarato prigionieri dell'Italia e quindi esiliato sul Vaticano e manco con su giubileo si via Pozio vai. Motto in su 1876 Papa Pio IX che vi ha stato su Papa malafortunato che noi a Pozio celebrai né su giubileo del su 1850 né gusto del su 1875. Leoni Dregi si narra da Ici questo Papa. Leoni Dregi è noi teneuso su successori Leoni Cattolici. Leoni Dregi ha deciso di affestare questo giubileo in maniera solennissima. Poi Taisu voleva proprio proclamare, dovrai a proclamare l'importanza che la Chiesa Cattolica teniva ancora in Italia e in sul mondo, nonostante tutte le difficoltà e le espropriazioni che su potere laico ha fatto a danno del suo potere ecclesiastico. E dunque voleva fare una festa manna e una festa che si ricordasse di questa storia. E quindi si pianta posto si domandai ma commenti veus noso a fare che questa festa sia da ricordata per sempre. E calincuno e attentus idei deponni monumentus mannus a pizzus de giannoi montagnas de dottus Italia de sa corona alpina, quindi de s'arco alpino, finzas a sa Sardegna e a sa Sicilia.
I monumentus de piantessi de Giannoi, in idee iniziali, de Giannoi, Fruitta da Cannove. poi vianta de Giannoi, i seculus che vianta passaus de su nascimento di Gesù Cristo, quindi un monumento per ogni secolo, e poi anta dezidio de Ndaciungiunu, Binti, in onore de su Papa, posto proprio in Carpineto Romano, su logo a un di su Papa via nasce. Poi su via da Gioacchino Pecci, Leoni Dregi, via da uno dessa piccola nobiltà di Vitticca, de su Lazio. E ha fatto sa carriera ecclesiastica e via diventato vescovo, cardinali e poi diventa fatto Papa in logo de Pio IX. Doncas a de noi prosuna, in moi i monumenti su punti 23, poi tagalincuno d'antaciuntu, gente che non fia stata fia stetti scerata inizialmente, poi su monumento anti regoto su dinai ed antivatto su proprio, però narauso su progetto de Singhizzu via custo de noi monumentus prusuno in onore de su Papa, quindi de noi in onore de i seculus de Gesù Cristo, prusuno in onore de su Papa. In regioni italianas in questo periodo ancora non esistianta proprio in regioni, ci vianta narauso is etnias e quindi sa scelta, sa scera che ha fatto sa Gresia via da de ponni un monumento in rappresentanza de ognuno dei popoli varios chi vianta sa nazione italiana, chi in tutto un pari vianta sa nazione italiana. A recordare sempre di questo fuedo chi ha nato in Obixios, Italia è fatta e poi tocca da fare gli italiani. E questo vi ha sentito di idenianta proprio in tutto il periodo del suo risorgimento i governanti. Poi a Sardegna Pruitte su Monte Ortobene. e antascerau de vonni su. questo monumento a pizzo del su Monte Ortobene che è su Monti che s'agatta in facci dei nuoro. Poi itta su Monte Ortobene. È un vago bregungioso denai per un sardo. Poi io antascerau su Monte Ortobene. Su Monte Ortobene via da uno logo in questo periodo de grandus occidrocius a undi medottas boccianta genti po' vendetta po' divurai brevesi, insomma via da uno logo insangrentato dessa delinquenzia e questo problema dessa delinquenzia attavica narada sa cultura positivistica Cesare Lombroso narada che sardo so pianta proprio da rauso e fatto so può essere delinquenti si de su nascimento cosanzoro si via da diffondia queste idee in tutta Italia a mala sorti e don casa ponendo su monumento in su Monti dei Nuoro che in questo periodo vi ha considerata sa capitale dessa delinquenzia e dei boccidrogios polianta in calincuna maniera vaisi che questo Monti vessi consacrao a Gesù Cristo e de maniera de arrescattare tutto su sangoni che vi ha stetio derramao a pizzo dei gustos a roccas questa via sa mentalità e è scritto nei documenti ufficiali, sì, è proprio c'è vago denai e si intento via custo. Teneu sui circolari che sa Gresia ia da diffondio, poi cominciai a regolare l'offerta, poi vai questo monumento e c'è proprio, è proprio esplicato bene, cioè si intento via custo, de rescattai uno logo ma li va male. E ne sono resistivo con queste statue. Beh, questa è una buona domanda. No, allora, se funziona la poniamo su un pacco tu, ecco se no chi è commensenti sa camminera o canno zesti scerau de gestionai de camminera difatti, e sì. non de corteo poi proprio Zevoffio delegale in una maniera torrai a su connotto e cioè a su periodo de Singhizzu de questa tradizione de su Redentori quando in bistiri tradizionali sa gente è andata poi via su bistiri che si ponia da ogni addiri o poi festasa
e via subistiri identitario come si naradoi de su sardo e andando a fare sa processione religiosa con subistiri che si imperata in ogni bidda. E, currendis tempus, currendis annus, narauso che ovviamente s'uso de imperai subistiri tradizionali se perdio in Sardegna a pago e doncas subistiri tradizionali si ponia da sa gente si ponia da scetti po scioru e questo ha fatto sì che a un certo punto la processione dei sagenti in vestiti tradizionali è diventata uno spettacolo a undi proprio del religioso non ci più pronudda e dunque ianta decidio su 1956 vi ha stato una decisione che ha piccato o su 58 non mi da ricordo bene insomma sta finendo degli anni 50 via da un obispo che si narrata Giuseppe Melas via da un obispo meda severo è stato un toni de tempus obispo de Nuoro Giuseppe Melas ha proprio decidio proprio vai da una parte questa processione religiosa e da una parte su corteo de sagenti in vestiti tradizionali a uso dei turistas proprio vai sì che questa processione a turisti di tranquilla de gente che è andata in gonis scetti po precai sa scela che è fatta in noi dessa amministrazione comunale di Nuoro è un tentativo di tornare ai tempus antichus. Bieuso canno estis esperimento e bieuso che arrennesciti. O canno appunto per questo motivo se scerau de zerriai questa vesta de su 23 de augusto sa camminera de sul Redentori e quindi non pro sa sfilata proprio per questo motivo, sa camminera, si deppi camminai, facci a su monumento de sul Redentori, commenti via da a singhizzo di questa tradizione. Infatti, scannan posto le statue su del Redentore, va a ribau, nessi de che mezza persona de tutta la Sardegna. Sì, is cronaca de questos tempus questionant de un numero de pellegrinos che si ingiriada tra i 8.000 e i 10.000 persone. De tutta Sardegna a piede, no in macchina. No, a caddo e a pe. A carro, come ti si via da in Sant'Antichità. E ci punti pure le fotografie, se non via da un'esagerazione, poi No. da fotografie che teneus dei gustadiri si fanno proprio bene i spuntas dei monti, adesso arto bene, tutto prena de gente, proprio gente in ogni luogo, gente appiccata in mattasa, proprio una grande partecipazione del popolo. Piastetio un grande evento religioso, perfettamente arrennescio. In qualche modo accesa resistia a unire tutta la Sardegna. Sì, Tutto poi da Sarbidda. uso sia sentito. Allora, deppe tornare a esplicare come nasce l'idea del suo monumento. Allora, in suo pensamento del suo Papa Leone XIII, questo monumento de piantessi vattus arregollendo su dinai dei offertas dei cattolicos, dei cristianos, con s'aggiudo de gente villanzosa, ma proschettotto cicchendi offertas mancai vessinti stettias minimas dessa gente comune, de dogna fideli. E quindi hanno fatto questa proprio scicca che via stettia allargata a tutta la Sardegna e hanno mandato litras circolaris ad ogni diocesi, ad ogni parrocchia dessa Sardegna, poi arregolli su dinai, poi vai su monumenti regionali a sul Redentori dei Nuoro. Ed è per un'ai, è una breguncia, è un nau, de pammiti poi si piascerau de pone questo monumento in Nuoro. Però c'è denai una cosa che a noi vai d'onori, poi che noi andau sapere tutto il monumentus che poi punti stettius, vattus e pesaus in onore del suo Redentore in tutta Italia, de peu e bieus con grandi stifazioni, che su monumento de Nuoro è cussu più bello, più manno e più spreziato.
poi in tanti logos antiposto mancai una croce de ferro atta cantolisi, antiposto statuas, Ah, ma è su Pirumano di tutto ciò che nove. sì, Ah, è stata questa statua 7 metri eh? e s'attra sa deduso, dunque mi duseo scritto pure a un è questa statua, mi pare che sia accusa de... Erde Brunzo, giusto? no, allora, No. questa statua sì, questa Ah, sarda è de bronzo, e s'attra bromanna, che cesti, è questa deformia a Monte Altino, quindi Zeus su Lazio, che è però de Ghisa e è stata scetti 4 metri. ah, E quindi sa metà nove. di questa del suo Troppo Redentore di vazzere, Nuoro quattro e metri. in proso è de Ghisa, che è un metallo meda meno Pesante. prezioso del suo bronzo, che è, Eh, quindi è un monumento questo de Nuoro è sicuramente il più bello dei tutti i svinti che punti stetti spesauso po' a festare sul Redentore in su giubileo del su 1900. Quindi da una parte pregungia e da una parte grande onori, considerando che tutto gusto se pozio vai con scetti con is offertas a dessa gente. quanto costava questo monumento? Dunque, si fatto su conto e su monumento a Savini è costato 14.600 francos de questo tempus. 14.600 francos che se noi oggi andiamo a fare una rivalutazione, Ecco. vestiti 73.635 euro. Non pare manco un meta, cioè in A barra 75.000. però, che costa su tanto del suo materiale e del suo Esattamente, tocca da viaggio. noi Che, gusto. Poi su Noro è Tribaio. attento questa grande fortuna. Anzi, da attento un me da sta fortuna, sa. E mo per elenco di fortuna, sa. In su comità organizzativo de sa festa del suo Redentore dell'anno 1900, quindi in su comità diocesano di Nuoro che deppia pesare il suo monumento, ci via da una pogao che si narra da Francisco Mura, via da uno dei membri di questa commissione, su presidente via suo soppispo di questo periodo di Nuoro che via Monsignor Salvatore Angelo Maria De Martis, che via da uno para carmelitano. Monsignor De Martis, grande persona, ha pubblicato uno catechismo sardo, fa mau. Dunque, questo avvocato Francisco Mura tenia da amicanzia personali con questo giovane artista calabrese che traballava in Napoli, che via da Vincenzo Ieracci. E quindi questo Francesco Mura da conosce uno scultore, poi conto mio è bravo meda. Provavo a domandare a Issu chi è d'accordo, chi è disponibile, poi di pesai questo monumento a sul Redentori che deve opponni in sa montagna del Sortobeni dei Nuoro. Da descritto, da proposto s'idea, Vincenzo Ieracce, che in questo momento tenia da 37 anni e fia da Narauso, un vago piaggiava mau, ma Narauso ancora non ha fatto nessuna opera de grande importo. Gli ha fatto scetti così tedda a Narauso, vinse se questo momento. Annau, in queste occasioni mia, mi fai bene Ah, a bene. livello nazionale e internazionale. E quindi annau, accetto questa commissione, il suo tra l'altro via meda religioso, quindi tu via proprio popregeri, poi si via proprio entusiasmato, pensando de poi fai uno dei 20 monumenti a sul Redentori, poi su giubileo importantissimo del suo 1900, quindi io ho accettato vai quest'opera e annau che adesso traballavo gratuitamente, quindi s'opera sua di artista via a livello a titolo gratuito su comitato organizzativo di Nuoro deppia scetti grobai su dinai poi pagai isi spesas, quindi su materiali, su fusioni, su trasporto, isi spesas bias. Tutto sopra dell'artista estetia donata a livello gratuito. Quindi questa grande fortuna attento un oro. Se non casa cioè, s'opera adesso costa su manco su doppio e con le grandi difficoltà che ci punti stetti a arrivare a regolli questa
14.600 francos, de sicuro su monumento non più ad esistio, che Vincenzo Gerace non ha decidio di prestare s'opera sua a titolo gratuito. As operatori Villano. biuso che i braciti sbella spicciocca, ecco se noi sul gruppo de Su Nuoro. gruppo de Nugoro. Allora, Quest'anno su questo cammino gruppo de cominciato Nuoro, a... Valentina, ha avuto in medasa, teneu Eh, selenco, so scrivi sono oie tra coro e gruppo sono medas all'ornamo su vesti su coro de Nugoro, su gruppo folk orto bene, su amico de su folklore, su coro orto bene, su gruppo folk de Santupredu, su coro Canarios, sos Canarios, su coro Grazia de Ledda, su gruppo usar Nugoresas, su coro de su Nugoresu, su coro Nugoramada, su gruppo folk Saludos, su coro de su Redentore, su gruppo de ballos Canarios e su coro femminile Bendas, su coro Bobbore Nuvoli, su cantore de Via Maiore, su gruppo Usarbore e su sozio tenore Nugoresu, quindi sono 17, beh, giustamente sono sormerese. e ma appunto in medasa, è proprio una cosa spantosa. Questi c'è grande amore in Sanduso de Peonnai, in Nuoro, poi tradizioni e tutto su chiesti a Capiau, a sa tradizioni sarda, a su canto e a sa vestimenta tradizionali. Dunque, se di questa vestimenta, tu e Valentina se esistetti a parti del gruppo de Sabidadua de De Orani, Orane. e quindi i Tasinarasa de sa vestimenta de sa zona de Nuoro. Come si lo vocana, vatta due arzenias veste su mucadore, a mucadore e a benda, cose che si pongono in concasa, come vediamo si loro vocana. Su mucadore este de tibe marrone ricamao in canuttiglia de oro e de seda in diversos colores. Sa gente sta rebendo Sa, illeri a tanto berissa camminera. quest'anno Depidesi chi c'è già e bascammeda. erciambao per su cammino che si comincia da sa cattedrale e si arriva a sa cattedrale. Hanno deciso dell'hacker proprio in intro de Nugoro, pro che viere Jarvier de Nugoro, pro a che vivere a sos turistas, proprio za Nugoro vera namusu. Beh, non c'è turista, sa. È un nao che sa scera, che stetti avatta e proprio gusta te torrai a sta processione antica. E quindi le processioni si narrano po' tradizioni, si narra da noso de neuso nudiccio, che è sovrastimo e commenti processioni de buca arriba da buca dorrada, sovrastimo commenti sa processioni de Gresia Partiti e in Gresia Dorrada. E quindi si commenti appunto io antiboffio canno torrai a fai una camminera che de pittenni si de questa processioni sta processione o canno sesti scerau de da vai partiri de sa cattedrali de Santa Maria della Neve de Nuoro e da vai torrai sa cattedrali. Donca de sa cattedrali si va di via Efisiottola, poi si anda in via Roma, via Brigata Sassari, un arrogo de via Dante, via De Fenu, via La Marmora, Corso Garibaldi e a Torrai in Savrazza dessa cattedrali. Dessa cattedrali de Villa, Santa questa Maria sa della Neve di cattedrale, Nuoro. sa gente sti 7 anni, no che initi. Certo che Valentina, tu che Eh, sei de Orani io. e ho leggo nei giornali si che in Orani è tento canno 48 gradi di temperatura, una cosa mai bien Ah, sa buschi storia. non sa calientao bene quest'anno. Ma come ti è fatto a supportare una calori
hai ciato, hai Nulla, ho ciumano. bosa può pensare cada dia, ma Cesare De Cagliari era sempre questo calore, non è per una volta, quindi nella musa baiolare. Ma dunque se noi è sempre che tenesi tutto questa No, basca. beh, che a quest'anno mai né dove. Ma noi durata, cioè, Durare e tutto questo. toccavo 48 gradi, ma poi sa temperatura de calata, no. No, 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 a ah, barra vagasi. Su tre se lo sembra viene dai pacco, sempre su c'è sempre in battono. basca. Allora, devo dire now che in domo mia, in Poggio dei Pini, che è in su comune di Capoterra, su 17 de su mesi de Triulas e ottentus a temperatura de 46 gradi. C'è uno termometro appiccato a sotto di una matte vico che tiene su un prazza e sa dire devo appuligi questo termometro 46 gradi e via sul massimo dessa scala. Poi da questo Eh, termometro è tarao a sul massimo 46. Magari ci via per basca puro, sa dire, però ma su meno male. termometro 46 gradi si sta arriba. Vedo. No, no, De no, meno bruso via male sta scoppia. basciao, che come Zoschi che cammina noi, che in questa veste, cioè, sono de materiale abbastanza pesante, E quindi. beh, appunto, i vestiti de lana. Ma difatti sì, Mauro, questo cammino che prima tu ne sfilata la patta che sul gruppo folco di Orane, che è un po' più giovane, la patta diversa volta, sa. E cada volta mi pone, ma pruitte in agosto, che in questo calore macco, chi è la superata questa data, del 29 di agosto? Allora, Pruitte noi in attonzo, in barano, e su risco? questa domanda mi da vata de Eh, auguro e commenti si vai doi se io andavo a domandare a Google, no? Sapremo cosa che ha fatto e ha domandato proprio ma poi se c'era sa dire 29 di agosto e su mannau Google poi anti antacabao de montai su monumento cussa di in su 29 di agosto ma non è sta ic assolutamente non è sta ic poi da po' accudi 8.000 10.000 persone sta cosa vi stata organizzata e eh, hanno donato un appuntamento preciso certo. poco sa dire e quindi non c'entra nulla che i operai hanno accabato de montai su monumento via del Rebao de Napoli su 29 di agosto noi stati assolutamente aici appuntato un mellus insomma ha fatto un vago de fatica per cercare di comprendere il tipo di adesso succedio e mi sono fatto un'idea e questa idea cosa mia poi Nara, da nara. documento diretto non da pagare sidei cosa mia è questa allora in sidei de partenza su comitato organizzativo del su giubileo del su 1900 e ha donato appuntamento vostra inaugurazione dei dottus custus 20 monumentus spragius in tutto Italia a sadiri de sottava de su Corpus Domini de su anno 1900 che in anno 1900 mi pare che sottava de Corpus Domini vestiti su 21 de mesi de Asrolasa 21 giugno che mi ricordo bene su monumento de nuoro spunti a rennescius a dove sai sanno appusti sanno 1901 eh, esiste di una circolari de Saguria de Nuoro che donata appuntamento po a celebrai l'inaugurazione di questo monumento sa diri 17 de su mesi de Asrolasa, quindi 17 giugno. Questa circolare vi astettia preparata però, Zibidi, a singhizzo de sanno 1900, poi su 28 de aprile del sanno 1901 vi succedono fatti gravi. Mm, E cioè, vi succedono fia motta improvvisamente sa mulleri dell'artista Luisa Pompeati in Ierace che s'artista stimata de maniera particolare proprio via da anima e coro con questa femmina questa bellissima vicciocca e Don Casa poi a respattai su lutto dell'artista
sa inaugurazione su 17 de su mesi de Asrolasa non si pozzi avvai. Probabilmente si vede su conto 28 aprile 29 de augusto vunti Quattro esattamente 4 meses. mesi sì. Chi via da su dretto de lutto de mese lutto si narrata in questo periodo pro cruzzo gli si podia da a rispettare può mantenere le conferenze civilis in questo periodo appunto Zeus stanno 1901 ci pianta ancora tutto le consuetudini e le usanzias desse educazioni e del galateo ereditadas dei tempus anticus e quindi su lutto vi è una cosa importante da rispettare e quindi antivato 4 sa rispetto dei 4 mesi dei luttus po' su dolori de Luisa. sa morti de Luisa Pompeatti e antidonau appuntamento post inaugurazioni del suo monumento a su 29 de augusto. Dunque sa duolianta vai de ogni maniera insistadi po' no arriscai gli proessidi quindi in sattongio poi a proi e quindi voglianta vai tutto sa veste insistadi può essere sicuro de da podi vai a tutte su gelo a tutte noi si che gli proessidi e dunque su destino a boffio chi Potete sa vesta dei redentori calessidi su 29 di de su agosto. mesi de Che augusto non calore e ma. se andau deu puru a mi controllai cali diri des agida vestidi e su 29 de augusto de su 1901 via da lunisi quindi una diri de traballo normali Certo. e puru sa gente ha fatto vesta all'assau straballos all'assau dotto e sta cutta a miliares de personas po affestai a sul redentori de Nuoro in su monti ortobene teneuso sa cronaca de sa inaugurazioni e in questa cronaca de sa inaugurazioni è proprio esplicato bene in un particolare chi narra da chi ancora sa statua via meso imbodicata dei sponteggios dell'inna che hanno pesato poi dopo di montare. Noi hanno fatto su 29 de augusto, Andelo noi muore. hanno fatto a tempo su andibogai dotto su ponteggio. Quindi non è come ti narra l'intelligenza artificiale Google che gli hanno Manda a accabato e uscire straballo vedo, assolutamente, questa è una notizia vrassa. Sa verità è questa, che hanno rispettato su lutto dell'artista 4 mesi sì, esatto, su preciso, su dessa morti di Luisa, dessa mulleri, cosa sua stimata Luisa Pompeatti. Chi non per manca andavo artista. Tra. No, no, no. Sta andando Io dopo, sta sono sola. Evenio, assolutamente Evenio sanno appusti. Mm. Sanno appusti, 1912, Evenio, a Nuoro, e stati ospiti dessa famiglia dell'amico dell'avvocato Francesco Mura, e de questa gita narauso, de questo viaggio che Vincenzo Ierace ha fatto in Nuoro, esiste di su diario personale cosa sua, poi da isso scrive da uno diario, e in questo diario isso proprio si conta da esattamente tutte queste esperienze che ha fatto e da di via succedio, sa dire che via Bennio a Nuoro, poi sa primo narauso vesta appusti de questa des inaugurazioni. Tutti questi documenti dei scali seu questionendi, ecco se noi bieus amministrazioni comunali di Nuoro, su sindaco, e un tutti sa esperienza che su a Bivio in sanno 1912, noi teneus sa descrizioni fatta proprio de issu in un diario manoscritto tutti questi documenti dei scali eu questionendi funti stetius arregottus in su 1979 de Elettrio Corda in uno volumini prezioso, prezia un meta, una montagna chiamata Ortobene, storia della statua del Redentore di Vincenzo L. Ierace. Questo L. e su nomini de Samulleri. Issu si narrata a Vincenzo Ierace, appusti che Samulleri via Motta, issu sempre firmata is operas cosa sua, con si iniziali giungendo a su nomini cosa sua, si iniziali de su nomini
sa prima litra del suo nome de Samulleri Luisa. Ma tribaiavan pari, sì. No, issa una rada che Luisa Pompeati via da Sammusa ispiradora cosa sua. Issa hanno via Quindi da può artista, passare. issa via Sammusa che è ispirata a tutte le operas. E via da un uomini de grande spiritualità, un momento potevo leggere proprio su diario cosa sua, un uomini via proprio grande credente. Ecco su noi, in Nuoresas, E con l'arrivo del gonfalone della città di Nuoro davanti al palazzo municipale, risalutiamo Sono tutte le arrivato al associazioni comune, nuoresi forse. presenti in questa giornata. Il coro di Nuoro, il gruppo Folclore Bene, gli amici del folklore, Santubreno, il coro Canarius, il coro Grazia Deledda, il gruppo Nugoresas, punti vendi selencu di tutti questi gente. Sul Camunnò Sì. prima. il gruppo Folk Saludos, il coro su Redentore, il gruppo Dunque, noi abbiamo cercando su libro che ho fortuna de Neuso, in noi a sotto esogoso, proprio questa pagina del suo diario Degli Eracce. degli Eracces. Allora, Poi va più per un altro lutto, sempre. sì, in ma questo vi ha stati conto. proprio male fortunato Vincenzo gli Eracces. Allora, pochi niesti dei ecco noi, appunti il gruppo su. Quella che è la mia speranza di questo momento è che l'emozione che stiamo provando nel vedervi possa contagiare davvero oggi tutta la città e tutte le persone che sono venute ad assistere a questa splendida manifestazione. Grazie davvero di cuore. Grazie di cuore da parte dell'amministrazione comunale di Nuoro a tutte le associazioni che dopo tanti anni hanno deciso di fare questo regalo a tutta la città e di sfilare tutti insieme, tutti uniti, e siete davvero bellissimi e bellissime. E io voglio ringraziare tutti quelli che hanno consentito quest'anno questo evento, quindi le associazioni, tutte le associazioni di Nuoro, tutte le associazioni e gruppi che sono venuti qua anche con una levataccia da tutta la Sardegna, tutti gli accompagnatori, tutti gli operatori, e soprattutto voglio ringraziare tutti i nuoresi che ci consentiranno di trascorrere una bellissima giornata. Voglio anche dare il benvenuto a chi ha deciso oggi di scoprire la nostra città. C'è una novità quest'anno, l'avete visto tutti quanti, si è deciso di davvero rendere, in qualche modo abbiamo usato il termine inclusiva, in realtà vogliamo davvero aprire questa festa a tutta la città e le persone avranno modo di potervi ammirare, di poter vedere quello che sta succedendo nelle nostre strade principali. Quindi io chiedo davvero a chi è venuto da tutta la Sardegna, a chi ha lasciato le spiagge per trascorrere questa giornata oggi a Nuoro, di godersi tutta la giornata e di scoprire la bellezza della nostra città e la bellezza dei nostri cittadini. Vi auguro buon Redentore a tutti e buon proseguimento, buon cammino. Grazie. Questo vi su sindaco di Nuoro Emiliano Venu. E ananti intendio anche pure Galincuno Vuedo di Don Giuseppe Mattana, che è su vicario generale e su vi affendi il saluto su vostra curia, su vicario generale dessa diocesi di Nuoro, dessa gali esti obispo Antonello Mura, il signore Antonello Mura. Allora, vemmo una rendi. Da Giattara del Grascia. Sì, satra disgrazia che attento Vincenzo Ierace in su mentre scrivia affendi sa statua del suo Redentore. Di via Motta una pippia, vitichedda, che si narada Maria. E in su Redentori che niesti aziao, pizza su monumento, scidi, che in su manteddu del suo Redentore a un certo punto in mezzo dei spinnicasa del suo manteddu si vidi una vacci de pipì o de pipia e non reso poi questa vacci de pipia non esti bessia tanti beni dananta su diauleddu de su Redentore su diauleddu de su Redentore
parese su tiauleddu de su redentore. Beh, questo diauleddu non fiada un diauleddu, ma via proprio sa bisura de questa pippia che vi ha motta in su mentre chi su scultori vi appendi sopra e che ha più bonni proprio a po' arregodu de questo grandi dolori, che ha dei più soffriri. In su monumento de su redentori c'è pure s'arregodu de Samulleri Motta. Samulleri Motta, Samulleri de Vincenzo Ierace e Motta in su mentris di chi issu via fundendi in un'officina bronzistica de Napoli, via fundendi sa statua e gli ha fatto un tempus a pregai un operaio de scriri in su bramo de San Manu deretta de sul Redentore, proprio con San Manu deretta che sa statua proprio poni di faccia a città di Nuoro in atteggiamento delle protezioni, questa iscrizione a Luisa Ierace morta mentre il suo Vicenzo la scolpiva. Vicenzo, non Vincenzo, Vicenzo in dialetto napoletano, in dialetto dell'Italia meridionali. Evidentemente via sa manera, Cusagali, Luisa Pompeati, Duchistionata e dinarà Vicenzo e non Vincenzo, Duchistionata in dialetto e non Duchistionata in italiano. E questa è una cosa de importumano. E questo non è una casualità o uno sbaglio che ha fatto s'operaio che ha posto queste iscrizioni, poi nosu in isoperas de Vincenzo Ierace beuso prude un'otta che si firmata proprio in dialetto napoletano Vicenzo e non Vincenzo in lingua italiana. Ma vemmo una rendi de su diario cosa sua, de quando isso ha fatto su viaggio in Nuoro. Allora, su diario che isso ha descritto, nosu teneusu paginas che punti stetti as publicadas de Elettricorda a partire de su 13 de augusto de su 1901. Isso in su diario cosa sua questionata sempre con Samulleri Motta. Tanti vai comprendi su grandi dolori che attento de questa perdita. E narada tanti nai. 13 agosto 1901, Napoli. Vado a Roma a preparare un nastro del colore tuo prediletto, il verde, con la scritta alla Sardegna redenta in Cristo 1900, Luisa Ierace. Nastro che i bambini nostri mandano a Nuoro nell'intenzione tua e perché almeno in questo modo desidero che nell'inaugurazione del Redentore fissata per il 29 la tua persona vi aleggi intorno e tutti possano leggere il santo nome tuo sfolgorante dal nastro sulla croce del Redentore. Quindi si dei des artista via da proprio de HPI, questo nastro birdi con iscrizioni de Luisa Ierace a Saggrugi sul Redentori denedi in San Manu manca. Ma attento, sa mala fortuna che su nastro non è arrivato in tempus. Quindi proprio mala fortuna in ogni cosa è stato Vincenzo Ierace con suo monumento de sul Redentori. 7 settembre 1901, Napoli. Da Nuoro continuano le rimostranze di contentezza per il Redentore che tu mi hai ispirato. Bisi proprio Vincenzo Ierace, Luisa Pompeati, piada Sammusa ispiradora. Ma ancora non possono aver capito i sardi che devono a te, non a me, quel simulacro, che senza l'anima ardente di Luisa Ierace io non avrei potuto realizzare. Ora dovrei parlarti della statua, ma non posso, piango, segno evidente che Vincenzo Ierace chiese ed ottenne dall'alto l'ispirazione del Redentore e fece un capolavoro, via modesto. Molti giornali parlano con entusiasmo per il sentimento che in loro spira la statua. È un risorgere di vita nuova nell'isola battesimata dalla tua morte. Commenti chistionanta proprio in maniera solennissima,
Pinza sai diarios questo personali, tempo, cosa anzoro, i somminis de cultura de su primo Novecento, è proprio una cosa spantosa. Si che usa Ligi 12 settembre 1901, Roma. Un giornale della Sardegna porta l'omaggio da te reso con la targa e il nastro del Redentore, omaggio che strappò lacrime e preghiere in quanti lo videro. Doncasa è sta ribau su 12 duacidas appusti desinaugurazioni su nastro. Insomma, su servizio postali vostra Sardegna via da proprio una cosa che funzionata bene come ti oi e tutto. Zeus abituaus. Sanno appusti. 1 luglio 1902, Roma. Dalla Sardegna mi comunicano la proposta di intitolare a Luisa Ierace la strada che da Nuoro va all'Ortobene. Proposta gentile quanto giusta. Però vi astettia una cosa bella. Io adesso stettia una cosa bella. A Bollonai, Nuoro ha attento sa grande fortuna di un nao già a primo. De vodi tenne questo monumento si può dinare gratuitamente voi da s'artista a traballau gratis e a su manco sa strada che portata a questa città del suo monumento da podianta intitolare a Luisa Ierace poi di vai una regala a questo artista mala fortunato e invece sì te succedio l'amministrazione comunale dei Nuoro si vi apposta accettai e ci vi a chi narada de sì, ci via chi narada de no e non tanti vatto punta sta su solito insomma. Però queste grazie a Ledda che ti scritto già lapide namos. Sì, proprio nel 1905 mi pare, giusto? No, nel 1902 grazie ad Eledda che tra l'altro grazie ad Eledda ma se questione in italiano devo questionare in sardo. Allora, in su 1912, grazie ad Eledda, io ho scritto narauso una dedica a Luisa Ierace, Luisa Pompeati Ierace, poi consolai su dolori dell'artista Vincenzo, che essa conoscia da già de calinco un anno, poi tetta via succedio. Torrauso ai annus de Savini del suo 1800. Grazie ad Eledda via da singhizzo dessa carriera letteraria cosa sua e via cicchendi de ogni maniera di si vai conosci in Italia, fuori dessa Sardegna. E dunque sai via da Italia Scerau, dessa de Nuoro, de questa vittichedda, città di ma via da una bidda perché città di ancora in questo periodo. Una bidda non va con Mannittedda con su titolo del cittati e vabbè essa via da ciccada si vanno in contatto attraverso sa posta quindi scrivendo litteras con tutti gli intellettuali e gli artistas italianos de plus grande famma che ci vianta in questo periodo e Vincenzo Ierace gli ha scritto un libureddu su 1896 mi pare proprio che sia da questo libureddu, non mi ricordo bene, ma 96 o 98, una cosa icci, e ha scritto un libureddu a pizzo desa figura femminili in sarti de Michelangelo Buonarroti. Questo libureddu via da un capitao in manus de Grazia Deledda e essa ha scritto una specie di recensione di questo libureddu e dia da mandata pendidi tutto scomplimentos a Vincenzo Ierace su gali io me da agradezio questa recensione positiva a me che questa vicciocca de Sardegna ha scritto a pizzo de questo liburetto quest'opera cosa sua e don Casavia nasce questa amicizia che a posti chi su via da Stetio incaricato de vai sul monumento dei Redentori via cresce naturalmente, via cresce questa amistà, questa amicizia e don Casagando Vincenzo Ierace e attento su grande dolore de Verdi a sa stimata meda muleri sua Luisa grazie a Eledda e da decidio de scriri sa lappidi commemorativa chi de piadessi posta a singhizzo de sa scalera chi votta da proprio
a sa statua de sul Redentori. Custa lapidi con il ritratto de Luisa Ierace esteti avatta calinque un anno a Pusti in su 1905 e ancora grazie a Deus esistidi. Esti una lapidi che esti a grandezza de omini è stata meda bella e potta proprio questa iscrizioni. Tavo de un ligi Certo. a Luisa Ierace. Esti grazie a Deledda che scridi una dedica narausu in prosa ritmica o in verso proprio. Donne nuoresi candidi, vecchi pastori erranti, lavoratori spersi nella vallata aulente, a voi tutti che al cerulo cadere della sera volgete gli occhi oranti verso l'immenso altar dell'orto bene e al bronzeo redentore sorgente, tra fior di rose e nuvole offrite il vostro cuore, ricordatevi la tenera donna che là oltre il mare per voi ispirò l'artefice, ed or sciolta dai veli, mortali eletto spirito, oltre i lucenti cieli, offre il fior della preghiera al Redentore. Quindi proprio grande magniloquenza de Vuedusu, poi a regodai questa femmina de Sagali elettriogorda ci pone proprio in suo libro cosa sua una fotografia de Peunai che vi ha proprio una bella picciocca tenia da gustus ogus mannus mannus de colori de piantessi ocilestris o birdisi e de piadessi con carrubia tutto ricciuleddus, proprio una bella picciocca. Valentina, tu mannau pagora vaidi tu hai fatto medottas a sa processione del Redentori con su gruppo folclorico de Orani. Devo ti voglio domandare una cosa che per me è di grande interesse e grande un punto. Vazzile, una cosa vazzile che mangiano chizzo. No, è una cosa narauso, teorica, sa curiosità di chi tengo Deo. Allora, Deo puro, poi metà anno ha fatto parte del suo gruppo folclorico de Capoterra, sul gruppo sta scapizzata come si narra, sul gruppo cosa tu va? Gruppo Folcorani. Gruppo Folcorani, va bene. Sul gruppo de Capoterra si narra il gruppo sta scapizzata è sa Santa Nostra locale, Santa Barbara, Virgine e Martire Cagliarittana, che secondo questa tradizione è stata degogliata, scapizzata proprio in montagna, in monti de Capoterra. Vabbè. I testi che vai sì che una picciocca de 20 anni, de 16 anni, un più entri a fare parte di un gruppo folclorico e si pighi sappente e s'impigno de s'indipesaia e squattro de chizzi poi andare in un altro luogo a fare una processione con 40 gradi di temperatura ma poi si fa di una cosa lì. Poi da uno si compra da uno bistiri che costa da 4.000-5.000 euro, poi da uno si compra a prendasa che valenti 1.000 euro su una, poi si da ponni e fai una processione, no dio nantanudda, se si ingunia di scallare de sabasca, i testi che muovi una persona a fare una vita di questo tipo, cioè a vivi un'esperienza di questo tipo, tu davai ancora di si pentia. Nara mi rinnovago su pareri cosa tua a pizzo di questa questione. Questa è una bella domanda. No, come non me la copiuso, che ne giovane, che avevo che da 7 anni, speri dopo, forse vincerà solo 20 kim, 27. A poi cominciare ad andare sul gruppo folk, mi aggradava a ballare in sa sesta, poi avevo amiche che andavano, amico, e mi aggradava a me a mi ponere su vestire e ponere su vestire da mannai su chi ha tusau prosico iuvare candizovana quindi non me la polevao e proprio antico ancora su vestire antico bommo lui io mi stoccavo a me quindi lui con galu e quindi per me è una cosa
me da bella a lupponnere, andare chi so jattero, so a mostrare, so costume nel nostro, so a tutto canto, so al suo redentore, sa cavalcata e Sassari, e tu una cosa, tu è nasa, scuvilavas a manzanucchizzo, mettevi in postale, poi su calore, però è una cosa proprio chi sentia sa in intro, come te chi si mostrando una parte delle radichinas tua, sa, che poi soprattutto si sa veste e demannai e vini proprio sa radichina, sa, non è stessa ma si cosa di lo levare, chi come certo l'accene simile a questo antico, però è un poco diverso. Ma in Osilo vestiti antichi ci di punti metas In all'Ocauso. Osilo. Oh, Norane. scusa, Orane, scusami. Namor diverse arzinias, chi magari come una boccare, che se Beh, va traso bene. primo, Deus so, aviri. traso primo chi colana. Però, come tornando prima, a differenza su che sa che toccano, prima si ballavata. Durante prima tu proprio una sfilata, si ballavata, è diverso come quest'anno si camminata, ma secondo te questo cambiamento può essere una cosa positiva oppure in mezzo prima? E te ne pensas? Allora, Deu di depunai personalmente Mm. che Deu in tutti gli anni che ha fatto parte del suo gruppo sta scavizzata non ha mai pigato parte a nessuna festa, cioè non mi sono mai vestito in offia dopo una festa religiosa. Non ha mai partecipato a nessuna sagra d'Antiponai, sagra de sa cancioffa, sagra Forse de mancheo. Susatizzo, mai. Poi Taddeo mi sono fatto questo discorso, ma commenti. Deo devo perdere in mezza giornata. Mi devo porre un costume che costa da una parica de milas di euro. Mi pongo a pizzo soreria 4 kg, poi sta in capitano teneso questo. 4 kg e 800 grammi de pratta traballata, poi sta detto soreria 24 kg e 600 grammi o 800 se non mi da ricordo bene. Insomma, è una cosa spropositata. Poi un valore di una cosa tipo 7.000 euro su de cosa, poi andai a sta sagra de sta cancioffa, No. ma ti andas a riri pago pago. E dunque scetti po', Deo mi pongo tutto questa prenditura, scetti po', andai a onorai a Deo, poiché a Deo sei credenti, sei cristiano, praticanti, sei credenti. E dunque poi vai una processione, banda bene, ci ando. Ma che Deo anda a fare una processione? In mezzo a sta processione non mi posso ponni a baddai in mezzo a sta strada. E t'ha sentito teniti, non teni sentito. Dunque tocca da fare proprio una distinzione. Una cosa è su folclori, poi vai spettacolo a favore dei turisti e a me personalmente questa cosa non mi importa nulla. Non da pa fare mai, poi proprio non mi importa nulla. Non c'è turista che balla da tutto soreria che Deo mi ponga a pizza su quando mi visto un costume. Poi piacere. Una cosa è standai a festai a Deo, a onorai a Deo. Ansando sì, tu posso fare Però pure. il no che vince da San Nicolao e totammiscio. Ma in Sant'Episi pure un castello via da di Antaccabada Icci. Poi questo mesturizzo che a un certo punto si è verificato tra sa processione religiosa e sa festa civili e ha fatto sì che veramente sa processione dei Sant'Efisi diventasse di sa sagra naranta dei Sant'Efisi diventasse di una carnevalata, si bieda ad ogni cosa, cioè si bieda gente pappendi, gente che antenni tra l'allera, mancai proprio spintas, cioè cosa assurda, poi sa gente non tiene in misura. E a badai in mezzo a sta strada non tiene sentito in una processione religiosa. E dunque una cosa è sta processione e una cosa è su spettacolo. Poi conto mio, anti fatto una scena giusta. De torrai a su che via da a Singhizzo del su 900 e a Singhizzo del sa festa. Mancai che l'incuno ad annai, ma via mello prima su manco so ci via su spettacolo, non usciu. Tocca da ci pensare bene.
Ma se spettacolo vedi questo vortedì, questo zero, cominciate a sassese, inizia a Su sasunghe. spettacolo c'è a su proprio. Ma che sa gente, io li dandai biri e si torrai ad ommo a entrare su mangiano. Magari, invece si intento mancai e su A denni sa barrata. gente in nuoro e prodotto sa giornata de mangiano a Meri. Quindi mangiano di business su Saga Minera, su Corteo e poi a Meri di Bisi su spettacolo con i ballo, su scanto, su... mi pare di una cosa più giusta. E Sant'Epi sicuro ormai de 20 anni su è Già, sta sì. cosa si fa da Ma itch. è bello presa, è bella sa paragola su cammino, che mi pare una cosa a tutto paresi, e che hanno già scuola sa che tutto paresi, sono più bella, sono più Sì. gentias. Io su questo esperimento a Rennesciti. Vediamo se deve succedere, vediamo se siamo già bien sul gruppo, Non sciu che sono commenti ancora camminati. se obbiendi su pubblico e il gruppo sa ancora non ti se obbiendi. Non sciu che c'è stesso qualcuno problema dei caratteri organizzativi, non sciu. Scio su de sicuro che sono operatori e masco, poi cicchendi e proprio agattendi tutto sbella spicciocca, ci punti il suo pubblico, non ti dà mancato una. No, che siamo di Sargrasher, mi pare, te. Sta gente sta rebendi, Mi già, pare. bio... Come ti si narra su Sabanicco, No che non su manca la riba Ventaglio, ci nessuno. devi dessi bascammeta, Eh, e tutto gente sbentugliente i siri. no, sono no che non bisogna la ribaos. Mm. Però vi, su pubblico sta ribendi, leri, tutti già ai 11, a pago. Comunque, Fermo leggendo nei eh, giornali si costatisi a proposito del suo progetto teniti proprio dei tennis a di sagenti in bidda, cioè in città in Nuoro e sa bidda, non è bidda e città. Insomma, dei tennis agenti in Nuoro tutto sa dire che però non funti in meta convintus i operatori turisticus poi ci contento. funti a su manco sai ci abbiamo leggendo nei giornali sì. Non è meta sicuro che i ristoranti si ne manco i bar siano tauvettus sa di hoy. E, E quindi speriamo che tocca da si ponni di accordi bene tutto insomma tutto su certo. comparto turistico a colle sa gente uno bene da nuoro e non agatta manco cose papà insomma non andà bene che No. devi atturare tutto sa diri può festare su Redentori e si godere le tradizioni antiche della Sardegna ma tornaso a su che abbiamo una rendi Eh, primo dessa esperienza personale cosa tua porendi dire su bistiri tradizionali su mm. bistiri antico Don Casapotui esti stetti una cosa fatta ponera e sa memoria de nonna tua giusto? Ma non pensi E te, ma... onorai sa bidda cosa tua? Eh, Eh, sa vita. Dun Casatui di bistiasta, costume, narauso su bistire antico di poniasta, ponai in noi cesti sabedda de orani. Po gusto. Quindi po onorai a sabedda su logo cosa tua. Giusto. Deu pure de punai chisi. Una cosa ici esti. Narauso che uno si deppi ponni su bistiri tradizionali Noppo vai scioro, ma No. ponai Deus è orgoglioso di essi, de orani, Deus è orgoglioso di essi, de capoterra, Deus è Sa. orgoglioso di essi, de casteddu, e mi pongo su bistiri che è su simbolo de orani, de capoterra, de casteddu. Se in qualche modo si scontande qualche cosa. Si scontande Certo, da te e della vita tua. certo. Hai ci dai sentito, certamente, Mm. certamente. Ma se non Beh, per i casa... canoeste è una veste leppia, comoda, cioè, fronutta, Beh, Deo non la scio. gonna dei vresi, cioè, de comodo, Canto ci vuole di de tempus si ponni sa vestimenta de orani, de femmina. No, vi credo un bell'urdo che cioè, devi sponnere tu prima una cosa, poi l'altra, ma la cosa più sifadosa è che io non mi sciacquere e stai a ligare se ti va zola. Ah, Chi pone in conca, scusu, di lo depetta che scali con attera, che sì. lisciti.
Che non... Ma vai da si da panna sola. C'è calincuna Se femmina. tu elisci sponnere, resessi Ah, da di la porne sola. è Che era possibile? in amidada, questo me l'ha chiesto per mamma, che le patesse stosta che bal. Certo, E poi va proprio una maniera di lo ponnere. certo, Che certo. se sbaglia sa una virgola non vi torna su scontro. Ma questo in me da sa, Sì, 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 beh, sì. in me da Dei sa bistirisi del veste, suo reso c'è meda questa eh. cosa. Sì, sì. Invece, Come ti si narra? Zosomines, Piazzola? Tivazzola, Tivazzola. Tivazzola di lino bianco. Sì, sì, sì. Lino bianco. Posi ponni su bistiri completo, cantucci olidi, posi preparai, eccetera, in Oh, è tempus. sempre una cosa, una cosa longa che di te pese la misura non è stessa la mia, cioè manai è diversa, è più minore, e dunque deve reso sconto, so, magari usa qualche spilla, di deve sentare, deve anche in modo che non si sposta, dunque vi ponete mezz'ora, poi un'ora, Mm. fra una cosa e l'altra, si che fa questa cosa bello. Sempre scarchi. Oh, a me mi mette sempre su componidori, da sartiglia, che ha che tutto che. Vabbè, se lo vestini. Però è proprio un rito, ecco. Certo, È non solo un rito. rito. Beh, deu dopo fatto tant'anni. Allora, deu di in Augusto. Pobidda mia e de quarto e quartesa. E i sapurus i vestiti si pone di Spannus Arrovius. C'è sul gruppo de quarto e poi de Usapiri e vi è pure Spannus Arrovius. E sì, su vestiti de gala, naraus, de lusso, de Ah, quarto Santaleni. Chi tiene proprio poi un'altra caratteristica cosa sua è di essere tutta prendata, proprio tenenti prenda, Sandogna Logo, squartesa, sa. Poi vestire sa sposa mia, da giù do eh, Deo, quando canto un po'. besseoso, un'ora e tre squarti, ci Era. volete. Tra si pone Ih. su vestiri e poi tutto sprenda, sa. Dunque, sprovene la suo Un'ora e tre redentore ed è per squarti. zuccare su zero prima. Una Frase specie cosa, postale, si una specie vestire. cosa. È proprio un, commenta Naudui, è una specie di rituali. I stappasa punti sempre Mm, cussasa, poi non podi si sgarrare nuda, sempre con su spassus da pisfai, si nunca sa scontus no torrant, e ci vuole tipo vestire una femmina de quarto, un'ora e tre squartus. Ma cai, Deo se non va con manago, non dusciu vai bene, però non creo che viene eh. dusci. E che noi ormai siamo spazenziosi. Si dipose a vestire un pizzino? Che carattere. Infatti. Deve per giocare cracker, abba, per giocare Ecco, su tutto sulla noi, stessa con área sto sulla skinny monkey. sopravvivenza. Ah, questo sulla ribande sopra la grascia, rese se salu legere. Te gruppo est. No. No, non lo immaginiamo. E beh, non dobbiamo manco Ah, bene. basta si conosce il suo costume, no. No, non si vive su Palennantes. Este de esos primos, ¿o? Settamos perché viglione mezzos. No, no che non magari baragare poi nessuno. Ma esos grupos che partecipano, sono esos che partecipano a volontario, o va qualcuno che No. seleziona, come te funziona? Tali scese. Allora, per questo che sciudeo si è andata poi in vitto. De Sul pisessi comune di Nugoro invitau invitata. des organizzazioni. E queste organizzazioni, essi su comune di Nuoro, con sul direttore artistico che è Ottavio Nieddu. E Ottavio Nieddu è un dopo questionato con esso e ha fatto questa scelta a Boffio che vesti di rappresentare in questa camminera tutto sul territorio regionale della Sardegna. La cosa ha fatto proprio una divisione Pro regione, con regione, sì, Sarda, regione se. storica. Da un caso di Neuso, sa Barbagia de Nuoro, poi sa Barbagia de Ollolai, sa Barbagia de Belvi, poi Baronias,
in ordine proprio geografico: Baronie, Marghine, Madrolisai, Ogliastra, Montiferro, Guicer, poi Gocceano, Campidano de Aristanisi, Sinisi, Meilogu, Logudoru, Medio Campidano, Marmilla, Anglona, Romangia, insomma, sa zona de Sassari, su Battiolla, su Campudano de Castettu, poi sa Gallura, Siglesienti, su Sulcis, poi Serrai, Torra, sa Barbagia de Nuoro. Sa Barbagia de Nuoro e ubiu calincuna persona con subistiri de Nuoro e ubiu camminendi, ananti. Poi ia de PS in noi bieuso che ci de PS su costume insomma, su gruppo de Oliena. No, Poi come a bocca in scuola, quindi baronia, e poi fatto vite sua bolotta, una margine. ma inzando su seu biendi No, in non ordini. abbiamo video su altro, non me lo so Quindi bocca. su de orani punti già passato. Brincavo, beh, giorno mezzo Sos brincavo, paesano mancando, stuoso. no, mancare lo vocano dopo. Infatti. Però su tretto siamo arrivati a bolottana, quindi su margine. Ah, quindi punti già e beh, chissà processione partia in orario, insomma, Lo so. punti già un'ora camminendi. Mm. Dei 10, e poi Su cammino è lungo. punti già su 11 Bello, e spero, quarto. da arte sono proprio bello. Ecco, ma questo forse sono da Vicilanus. E c'ho le sue annocchiali. Oh. Questo sono le 78. Però vadi a cantare gente, oie, che Beh, sì, domenica. sta gente sta Non ribendi. mi sta andando a sumare e der venendo a nocche. Ma se lo pensava nel suo 1900, che poi mi sono stati a custo dopo cantando, so. E quindi decidi. De ogni maniera c'è un'altra cosa da in considero. Allora, sta processione a un certo punto via case sparessendi. In is annos apposti della prima guerra mondiale, come ti scieuso, la prima guerra mondiale a Bocciu, medas tradizioni in sa Sardegna, poi insomma, scieuso che la Sardegna è stata la regione italiana che ha pagato si imposta su tributo dei sangoni prosatto de tutte le altre regioni italiane in fronte della prima guerra mondiale, e quindi sa popuresa del suo sforzo bellico su lutto di tutta questa gente che vi ha motta ha fatto sì che negli anni 20 che ci vi ha pure tutto questo valotto insomma sta picata del suo potere da parte del suo fascismo eccetera, insomma meda tradizione si vianta motta si vianta interrompiasa e stettiu poi su fascismo proprio ed in maniera particolare un'associazione fascista che si narrata Associazione Dopo Lavoro Nazionale che si va posta in conca de torrai a valorare le tradizioni locali di grandes festas può donare un pago de sdevio a sa popolazione e questo dopo lavoro nazionale mi ha fatto proprio si vi ha posto in conca de torrai a noi tradizioni che pianta sparessendi e tra queste tradizioni si proprio anche puro sa sfilata narauso sa vesta adesso Redentori dei Nuoro. Elettrio Corda ha pubblicato in suo libro prezioso Cosa Sua La Bibbia di questo manzano. veramente Prima si proprio nava i manifestos ha pubblicato un manifesto proprio del dopo lavoro ferroviario su manifesto che ha pubblicato in Sabida, in sa città di accidenti de Nuoro, in su 1938
E poteu leggi pure questo poi tasinare a me da questa mentalità di chi tenianta in questo periodo e commenti Ziapozio succedi che una manifestazione originariamente religiosa sia diventata un'occasione per vai spettacolo e tutto succede in questo anno in i anni 30 del 900 adesso fascismo tanti buon'uoro e così noi su standardo dessa città di De Nuoro tanti voi noi in Nuoro tanti po Castello allora lì giù pago su manifesto dell'OND Opera Nazionale Dopolavoro pubblicato in Nuoro in su mese di agosto del 1938 del suo libro De Elettricorda. Naradaici, l'origine di questa sagra risale agli inizi del Novecento in occasione del collocamento dell'artistica statua del Redentore fusa dallo Ierace e donata alla Sardegna da Sua Santità Leone XIII, che Nuoro, prescelta ad ospitarla, accolse tripudiante con festeggiamenti imponentissimi che richiamarono da tutta l'isola numerose folle per celebrare l'inaugurazione e consacrazione sulla vetta del monte Ortobene. Nei successivi anni, alla medesima data di fine agosto, si ripeterono festeggiamenti di vario genere e splendore, ma non varcarono il decennio, che si affievolirono e cessarono, e Dugreo vi è scoppiata sta guerra, come del tutto cessarono le più antiche sagre delle grazie del Salvatore e altre. Dugreo pianta brangendo in mottus. L'Opera Nazionale Dopolavoro ha rimesso in onore nella sua più intima essenza questa sagra, sagra, ravvivandola e curando le manifestazioni tradizionali preesistenti, per cui assistiamo con vero piacere ai cortei in costume, chistionanta de costumu, alle gare, sfide e concorsi della canzone e della poesia, alle gare di danze, tornei ginnici, corse, eccetera, dando ad esse un'impronta di perfetta fusione di corpo e di spirito che porta all'elevamento dell'educazione popolare, questo vi assintento, caratteristica peculiare del programma dell'OND che si serve proprio dello svago e del riposo come mezzi propri per il raggiungimento delle sue finalità. Don Casa Bisi, sa processione religiosa si vurriada in spettacolo pos deviai sagenti de sa noia e per il suo malessere della guerra e del suo malessere della guerra. Auspice infine l'OND di anno in anno questa sagra va assumendo maggior lustro e importanza, per cui non vediamo lontano il giorno in cui essa si inserirà autorevolmente tra le più importanti attività della provincia, aderendo perfettamente allo sforzo che l'OND compie per solidamente inquadrarla nelle manifestazioni nazionali. Vedi? Insomma, in noi è un ligio proprio commenti sia stati possibili che di una festa religiosa si sia passato a divai uno spettacolo folcloristico. E così noi vi euso finalmente questi misteri antichi dessa città di De Nuoro. in meta Noi vi euso noi sostendarvi una ribanna salgrascia Lugoro come quanto c'è abitante esatta a Barantini. Ad aprire il cammino del Redentore le associazioni nuoresi che portano il gonfalone della città. Le associazioni sono il Coro di Nuoro, il gruppo folk Ortobene, gli Amici del Folklore, il Coro Ortobene, il gruppo folk Santu Predu, il Coro Canargios, il Coro Grazia Deledda, il gruppo Nugoresas, il coro Su Nugoresu, il coro Nugoro Amada, il gruppo folk Saludos, il coro Su Redentore, il gruppo Ballo Canargios e il coro femminile Bendas, il coro Bobore Nuvoli, i cantori di Via Maiore, il gruppo Arbore, Sudenore Nugoresu. Poco
po' Sono sempre isso. questo che posso subire Deo. Eh. Insomma, i femmines appunto vestiasa in due maniere differenti e ci punti questa sa che portano tanconca sa benda e altra sa che portano tanconca su moncatori. E si può fare alcune osservazioni che potevano nare di carattere archeologico, poi tabbieso che sa benda che è proprio una maniera di imbussare questa conca di origini medioevali e su voldari che portano tante femmine e lungo vinza sa spesi e donca sa sibidi de gusto puro che è proprio uno bistiri antico meta di antica tradizione. I femminas invece si che portano tanconca su muccatori tenenti su voldari cruzzu a pizzo proprio de casi a mesogamba poteu nai e questo proprio è una moda che non potete si nasce ananti de su 900 e dunque si va a comprendere che questo deve essere stato una maniera di narauso adattare su bistiri ai tempi moderni. Insomma, un voldario aici gruzzittedo in 800 e pinza poteu nai pinza a esprimus su 900 è difficile che si podia essi ammittio in questa tradizione sarda. Bio invece si che i sommini si punti dottoso bistioso a sa propria maniera pruso mancuso. In tutta la zona del Snugoreso, su la veste dei uomini, Beh, ma i femminas puro, in meda biddas, punti bistiasa dotta sa propria maniera, sì, non mi sbaglio. Già si Tanti mezzana. buona bidda cosa tua. Ci punti meda bistirisi o No, vinda diversa zinia. Veste è unico, tra l'altro, di tutta la Sardegna che è stata attaccata a gon che su corpetto è nata si scarramagno su che poi usavano pro coiuvare come si lor vocca sicuramente è nata calicuna che lo yuccat. Cosa ti va zola dei numeri stu la nostra però la nostra non barreata è stato legata di damasco o di broccato ricamati di seta o fili d'oro. L'uomo indossa il giubbone di panno a doppio petto con chiusura sul lato attraverso ganci e davanti alle maniche aperte dall'ascella al polso per lasciare libero lo sbocco non si può ballare però si può cantare so cantus religioso noi tutti cantanti goccios sorcosos. Ah no, sul rosario tutti cantanti San Rosario sì, su Babbo Nostro tutti si salve Maria. Come passiamo su 1901 che va via tutta zezzente. Dunque siamo tutti cantanti San Roseri in sardo mancai qualcun altro via cantanti goccios me patto di intendi a primo insomma e questo è proprio su chi anti decidi o canno de ponni in valori super possibili l'aspetto religioso de sa processione de sa camminera.
Allora, vemo domandando di diri, ananti, che in vita tua ci vesi differenzia meda in isbistiris deis femminas, poi insomma, deo in noi biu, i femminal de nuoro, vistiasa in due maneras, deo no sciu, chi manca in s'antichidadi e vistimentas fessinti stettias pro numerosas poita d'Antigonai in Campidano sa manera de vestire deis femminas è proprio varia, ma meda varia, cioè ci punti proprio maneras meda differenti spuru. Poco su che deu appubiu una deis caratteristicas de sa zona de sa Barbagia de Nuoro e custa che insomma sostanzialmente i femminas bistinti dottus a sa propria maniera e i hominis ancora de prusu. Insomma, tanti bonai che nos andaus a castiai fotografias che punti stettias fattas tanti bonai in Orgosolo, in Desulo e Nuoro e tutto a Singhizzu de su 1900 in is annus 20 e nes annus 30 deus pensendi tanti bonai a tutta questa serie bellissima di fotografie che ha fatto un fotografo che viveva da un castello che si narra Ferri, che ha traballato un meda proprio in Orgosolo e in Desulo e su proprio andata a Cicai in Isarrugas sa vita normale des personas e non subieus che in Desulo e in Orgosolo is femminas e pianta bistias in questo periodo se questionendi des annus 20 des 900 totus a sa propria maniera, una specie di divisa potevo nare. E questa cosa, di questa grande uniformità di questa vestimenta, quando naraus supponni, supponni, su vestire antico è diventata una faccenda di spettacolo, e pragia meda in su Campidano. Dunque, in su seconda posti di guerra, questo fatto che de Nuoro andare a ribanta in Castello possa vesta desantefisi tutto custas femminas bestias tutto a sa propria maniera e i hominis puru bestius tutto a sa propria maniera, ma poi isso via da una cosa naturale e dunque viendi custas femminas e custos hominis bestius tutto a sa propria maniera tui comprendias da subito de gali bidda de senti ha fatto sì che in Campidano puro si sia da boffio, si sia attento su desiderio de denni uno bistiri uguali potottus che aggiudessidi ischibbienta assendi su gruppo a riconosci subito sa vita de provenienza de aundi benianta custus gruppus e questo ha fatto nasci sa moda in maniera particolare in anni 60 e 70 sa moda des uniformi medas costumus dessa zona del su Campidano che viantaggiai insomma sparessius in ibiddas in sa vita naturali funti stettius torraus a fai in cussus annus dei gruppus folcloristicus bancai fendi proprio un'invenzione totali e tutti uguali se sono a sattro proprio fai sì che sa gente potessi da riconosci proprio a sa castiata sa bidda de aundi i gruppus benianta e moi insomma devo sapere sa cosa è cambiando poi ta sepio che questa cosa non tenia sentito e dunque in meda viddas adesso Campidano e dessa Sardegna meridionali anticomenzau i gruppus a lassai a patti e questas divisas naraus, questos costumus inventaus in annus 60 e 70 e funti orrendi a is bistiris anticus, is bistiris dessa tradizione antica, che vianta però totus diversus sono dess'altro, specialmente is bistiris des femminas, e sa cosa peus, posso gruppo folk, e chi de bidda in bidda pianta totus uguali, bistianta tutto, chini pruse, chini mancus,
in sa propria maniera. E questo deve sapere, insomma, quando anta arrivare i costumi della zona meridionale. Ma intendeso un vago è cos'è usare un vago, sa bisura dei gustus bistiris della zona di Nuoro. Questo sono gallo sul gruppo di Nucolo. Sì, e punti in meta, sa punti da smeris del cassette. domo. Un cantante. Ah, questo forse sono il gruppo della Seminas. Bendas. Ci punti meta spippi a spuru, questa è una buona cosa. E ciò che è da sa. Difatti sì, su sta veste già non te date, via gente de cade date. Devono uscire come ti sia da a un deus atrus, insomma, ma tanti vanai a Oliena, Oliena. noi. C'è difficoltà nel gruppo su dessa Sardegna meridionali, poi il ricambio generazionale narauso, insomma, spicciocco su punti vago, interessato sulle tradizioni sardasa e il gruppo su punta che attende grandi difficoltà a gattare i più e picciocco su che siano disposti a si impegnare o vai sa vita che è impegnativa, sa vita adesso un gruppo folcloristico, insomma è una cosa che Non è facile, ovviamente, pur de non oggi. è facile, non sciu che sia su proprio in su nord puro, taminare a lui. Penso che sia tuttuve. No, este in questa occasione, se chi non va spesso su gruppo folk, chi partecipa, ma vi sono per altre persone se chi magari non vanno a ballare. Poi certo, questo che siano anni due si potete, fra virgolette, combattere che a che ne sul gruppo folk di sul pizzinetto, di sul minoretto. Pensi che una volta che zucchero andare all'università nello sperdese. Giustamente, per il zucchero andare a conoscere il mondo, poi magari quando tornano a scampiare, però di fatti sì, succede di gasi. Biesu già è una Questo è su, cosa, insomma, Biesu che questa femminasa, olianesasa, in rispetto ai femminas di Nuoro, teniti Bruce Meda, Vrendesa e Oreriasa, a patti su sciallo do Terrecammao, che de oro. Pammao, sì, tutto infatti un canottiglia di oro. Ma teniti a Suzzuku questa cannacca. Allora, sta cannacca che porta tanta solianese su deno sciu che i due scia stai avviata in origini. Ah, ecco su noi sul gruppo Cosa Tua. Uno dei moduli del vestiario tradizionale presente a Orani è caratterizzato dall'austero copricapo, costituito da una lunga benda in cotone o lino avvolta intorno al mento. Ecco, questo è La zona. gonna, coperta sul davanti dal grembiule in cotone bianco e fittamente plissettata, è realizzata con un tessuto misto a lino o canapa e lana lena di agnello naturale, che conferiscono particolari caratteristiche di lucentezza. Nel tratto inferiore è arricchita da una banda di seta violacea e nel tratto posteriore della dita è unita al corpetto di panno bordato in seta con il quale costituisce un unico pezzo. Il giubbetto in panno scarlato è corredato da numerosi bottoni d'argento nelle maniche e il vestiario femminile si completa con ornamentale cintura in lame dorato o a motivi floreali in seta. Questa è la descrizione del scarramagno che di prima. Questo Sì. che già spalla su un'attacca della sagonna. Questo è un sordo d'orgale.
in dorgali puru is feminas tenen teoria meda. Commenti pure solenesa. Allora, vemo una rendi questa cannacca de corallo e di oro che porta a Suzzuku. In origini via da un arroseri a 15 postas. Pianta un arroseri de su periodo spagnolo che poi è diventata una cannacca. Pratica in origini pianta sbabbo nostros, quindi 5 dei cussas perlas mannas in oso narauso in nugisi de sa cannacche bentu. E poi pianta 3 fileras de 10 perlas de corallo in maniera de vai 150 Ave Maria e 5 babbo nostros che piantas intercalari. E dei ingunis di questa antica roseri spagnolo e nasce questa cannacca. Quindi originariamente si votà su roseri a Suzzuku come te cannacca e poi diventa una cannacca e tutto. Torgalesas è una cosa di interesse umano, una cosa che mi ha sempre affascinato e viri che saprenda sprendas che portano is dorgalesas funti uguali a sprendas che portano is femminas de sa zona de Susulcis. In Iglesias teniti proprio sa gioia che è questa grugi con una specie di brucche oro e poi de maniera particolare is arreccadas in oso narauso arreccadas a rodeddas o arreccadas de arrelloggio che punti proprio caratteristica smeda e tocca da dire i commenti sia stetti possibili che una prenda anzi due prendas aici particolari si sianta diffundias de uno capo a Sattro de sa Sardegna questa punti caratteristica de Susulcis e dessa zona del Dorgano. Potevo fare qualcuna ipotesi, non potevo mandare su Google. Oreri. Guardi mandare su Google. Stavolta no. Su Google questa cosa non si è mai domandato, devo creo. Potete essere che qualcuna femmina de Susulcis sia andata a vivere in Dorgali o qualcuna dorgalesa sia andata a vivere in Susulcis e in cui si annascia queste imitazioni come in meta volta si succede a tre femminas bella sa prenda che porta da costa da ballo de pure uguali e quindi oppure mancai estetti qualcuno pratteri qualcuno oreri chi si è trasferito da una vita a Satra chi inisci di vocali necessità di esistenza cosa sua potendo sa moda de un luogo a Satro de sicuro si può dire una cosa che sa gioia sa zoica e sa zoica ai cinanta in suo nord noso naraso sa gioia questa gruci con un vrocco di oro. Esti è una prenda che non è di tradizione sarda, esti una prenda che è nasce in su 600 in Europa e in Francia e è arrivata a un dennoso con sa moda spagnola e poi in Sardegna è stata in alcuna maniera trasformata è diventata questo che è diventato in noi si succede Sarule sembra il gallo di sa Barbagia di Nuoro. L'elegante vestiario maschile ricalca fedelmente i canoni del tipico abbigliamento della Barbagia. Sì, una delle cose che punti proprio caratteristiche dei vestiti dei femminas de Barbagia è la ricchezza del riccamoso. Torraso a su conto, Deus è un leggendi, anzi se torrendo a leggi un libro bellissimo che ha scritto Clara Gallini in su 1971. Feste lunga in Sardegna isa applicao insomma come argomento di studio is festas che si viantain in novenarios quindi proprio questas grandes festas longas decidisi che si vianti ancora in di oggi specialmente in sa zona interna della Sardegna Nuoro poi Santo Francisco dell'Uvula e poi insomma issa vai tutto un'analisi sociologica delle popolazioni che è andata a donare vita a questa festa e ha fatto un'osservazione che io conto mio ed è importante insomma in questa vidas de sa Barbagia esisteva in antichità una specie di comunismo il comunismo non che
sa gente non tenia a terra cosa sua, sa gente tenia a terra cosa sua, ma d'ognuno abitante di una bidda, pruso mancus, tenia da su proprio tretto de terra, cioè d'ognuno tenia da tanti terra popò di vivi, questa famiglia cosa sua, d'ognuno tenia pure uno pagicetto de bestiammini. Insomma, poteu usnai che in questa sbidda de su Nuoresu non ci via gente prusa ricca de altra, pruso mancus sa società vi ha adotta a un livello. E questo si spiega ditta, si spiega da su fatto che sbistirisi si antavattus pruso mancus dottus a sa propria maniera. Per esempio, il bottone se chi pone in su zippone e ha sempre inteso che se tu io chiedi il bottone se tu una veste di ricco so. Sì. Invece se povero non li chiana mancuno. Questo de sicuro. Infatti si prendasa in is costumus de su in i vestiris anticus de su Nuoresu is prendas funti vagos. Scetti in certa sbiddasa funti teniti pros prendasa e tanti bonai poitta in Oliena tenenti meda prendasa poitta in Dorgali tenenti meda prendasa e in altra sbiddas no poitta in Oliena e in Dorgali s'economia no via basata a scetti a pizzo dessa pastorizia ma tenianta tanti bonai in Oliena tenianta tutto sa risorsa che venia da dei sulivettus tanti bonai e custa via da una merci che podiante esportai e in Dorgali puro Dorgali vianta affacciato su mari tenianto commercio marittimo e donca sa possibilità di arregolli un pago dei capitali. Cioè, non fianta scetti sa vita de sopravvivenza che poteva fare una comunità di massaius e de pastorisi, ma tenianta sa possibilità di donare vita a un pago de commercio e doncasa a ammontonai un pago de dinari. E questo dinari diventata oro, diventata prendasa. E questo si spiega da. E sa difficoltà di chi tenianta a ammontonare dinari in is biddas prusas interno dessa Sardegna si dovai biri puru come ti punti vattas is bestisi deis femminas tanti monai gustas a punti dottus de broccau e va bene ma in atrus logos tanti monai in nuoro stesso io viu is bistirisi punti dottus fattus a ricammo e il ricammo su itta vianta sa manera chi tenianta e così noi in orgosolo punti dotto a ricammo su poitta non tenianta sa possibilità di in orgosolo posso tipo di economia che tenianta de podi comporai desesteru a roba straballata tipo Broccauso tipo Damascus e quindi in qualunque maniera chi pianta tutto fatto saffrores colorauso e donca in qualunque maniera is femminas fendi il ricamus imitanta i broccauso che pianta frutto dell'industria francese del suo nord dell'Italia pianta una maniera de podi tenni tutta questa varietà di questa decorazioni floreali a un non podianta tenni questa roba gustus tessutus de lusso che pianta prodotti de importazioni e chi vodus tenni si deppia pagai grandi dinari chi sus non tenianta e donca pianta tutto un domo su buncatore tu la che nive si dobbianta è de seda ma si da bianti se tutto in orgosolo quindi sta seda puro piata un prodotto fatto proprio no per il como la che nive sì ancora sì. E sono coperti da Spacchi da setta, che ne sa seta e poi anche ne su lionzo ce l'ha alla quale è fissato l'ampio velo bianco quadrato. No, la che In altre como. occasioni al posto del velo Questo è di proprio tulle il museo si della indossa un setta. grande fazzoletto marrone ricamato con fili di seta dalle lunghe frange. Questo sono di La camicia là. ha dei particolari ricami nel collo e nei polsi. Giorgiurti morde già barbaggia di Nucoro. E un corto giubbino di broccato.
Beh, non l'ho live, su brocca arrivata. In alcuna maniera, dopo diventa comporare, non va con de broccao. Su manco su si va su gipponi femmina, sa. Lo strettissimo busto imbroccato Come ricamato a questa motivi barbaggia di floreali Belvì senza in maniche, chiuso Arizzo. sotto il seno con un nastro di raso, si porta sotto il giubbino in velluto scarlatto, ornato sulle spalle con seta di varie colorazioni. La gonna in orbace lunga fino ai piedi, Sarizzese, ricoperta sa. nella parte anteriore da un caratteristico grembiule a forma di parabola o lingua in velluto rosso, con ricami ai lati in tessuto di seta fiorito. Le spose, le ragazze molto giovani, usavano indossare sul capo un ampio scialle bianco di tulle finemente ricamato, avvolto intorno al collo. Altri modelli di copricapo in uso sono il tipico cappuccio in panno che cade fino alle spalle e si aggancia sotto il mento, oppure un copricapo di seta quadrato ripiegato a triangolo abbellito da frange e ricami affiorati. Tra gli elementi del vestiario di gala femminile di Orosei c'è il velo di tulle ricamato che poggia sopra il fazzoletto che raccoglie i capelli. La donna veste un bustino ridotto, chiuso sotto il seno con un gallo. Finalmente non va con dei pipius. Una giacca di velluto portata corta in vita e aperta sulla camicia di tela bianca lavorata ad ago. Lo stesso tessuto della giacca è utilizzato per confezionare la gonna dalle pieghe morbide, rifinita da una balza di raso bianco, ricamata o dipinta a mano. Sul capo è portato un velo bianco di tulle che ricade leggero sulle spalle. Nelle vesti maschili spicca il gilet a doppio petto di panno o su cappotto di euresi, un giaccone con cappuccio dai bordi rifiniti in velluto. Questa su Salbaronia, su Rosei e Siniscola. Santo Giacomo. Viene, se sono uomini, spero belle tutte io questa berritta. Tutto uguale. Sta berrita longa, sì. L'abbigliamento femminile di Siniscola mostra alcune insieme tipologie alle dell'antico baronine. vestiario locale, con gli Siniscola. abiti di gala e da sposa caratterizzati da ricchi brocati in oro, fino ai più semplici abiti da festa utilizzati dalle donne più mature. In alcuni casi Tu bisi Siniscola pure, che sta facciata a sommari. Arriva In su alcuni broccao. casi il capo è Quindi vi coperto dal approfacci, semplice tenni fazzoletto di commercio lana o da e quindi si satella, procurai con fascia questa di lino che roba poggia sopra la da particolare importazioni coppa di panno e broccato. che L'uomo spesso in altro indossa luogo sagrozza, una giacca in orbace o a asciugamaniglia, intro una desisola giacca sagomata arrivanta con con difficoltà, decorazioni insomma. sulle spalle. Beh, se ne vedo Ah, male. là. Questa è Patrizia, questa è Va? sorresta mia, Patrizia da Dea. Lana Si e riscolezza. velluto sono le stoffe che compongono Caramba. l'austero vestiario Sì, giornaliero caramba, che bolognese, sorpresa. detto suefitiano, interessante proprio per la sua modesta semplicità. Anche l'abbigliamento della sposa o di gala è molto semplice e viene arricchito Insomma, è cosa noi, principalmente Patrizia. Appilos azulos. da pregevoli ricami di vistosi motivi floreali nel fazzoletto e sul busto. La gonna in Tibet di lana riporta una Sto balza in sicuro velluto sicuro scuro Bologna. e pone Ah, sul no. davanti un grembiule in raso damascato. Comincia su Marghine, Bolottana. Alcuni uomini indossano una ampia giacca con cappuccio. Non abbiamo scontato una cosa di Portomanno, Mauro. Nara, Valentina. Che tu hanno occhi si statua scostata, battordi che mi zavrancoso. Custodinare da nella muspicao. Les offertas de Sagenti De uve. offertas Sagenti de uve. questuas e antivatto puru mancata proprio
mancanta 1500 franchi, 1800 franchi, e non scienta commenti procurare questo dinai. E chi va a E pensare? Zando ci ha pensato proprio grazie a Deledda. E se vi apposta a scrivere, ha scritto una lettera sui giornali di Castedda, su Unione Sarda, e a Nau proprio. E tu dai neuso no su chi era scritto. In noi c'è sti. L'articolo di 8 de Lampadas del 1901. Grazie a Deledda ti scritto. L'opera viene a costare non poche migliaia di lire e già quasi tutta la somma è stata raccolta fra la povera ma premurosa popolazione sarda. Ora mancano solo varie centinaia di lire, credo 1800, per completare la somma, e si è pensato, da un comitato di signore nuoresi, di raccogliere oggetti per una lotteria. Per mezzo di questo cortese giornale mi rivolgo alle gentili signore e signorine di Cagliari e di tutta la Sardegna perché vogliano anch'esse prendere parte all'opera generosa delle signore nuoresi, inviare ciascuna un oggettino dimenticato in un angolo della loro casa, un libro, un pezzo di stoffa, un lavoretto, un ventaglio di carta. Ecco ciò che io domando alle mie gentili conterranee. Gli oggetti possono essere inviati per mezzo di un pacco postale, o meglio, come campioni senza valore, se non oltrepassano i 400 grammi, al mio indirizzo qui a proprio Nuoro. pratica. Ah, ti ho scritto tutto già. Ah, non casa, issa è a posto, l'indirizzo del domo sua, può recolli questa sofferta. Se come sta andata? Sta andata benissimo, caso non resisteva a sto giudinare e dunque già un po' paccare su materiale, su viaggio. Su materiali. Allora, io volli domandare a sta regia che alincuna immagini dessa statua del Surredentori si da può mandare, voi proprio se questionendi de 2 ore di questa statua del Surredentori, ma ancora non devo la boccata su Cuminz, la boccata su Cuminz, Mauro. Però nella Virgine Dimenticata, insomma, sta festao Gesù Cristo Redentori e ancora proprio ma tu l'hai mai visto? Si è mai alzato? E l'arvida si è scritta chiama una oia samano? Sì, si vede benissimo, proprio si vede benissimo. Su Diauletto del Redentore si vede benissimo. E con due pede consumava forse lo Tra le toccare. varianti del vestiario maschile, Sì, proprio troviamo il lucenti pari d'oro su lei. Poi da tutta questa gente arriva e tocca da su di un manno del su lei, del sul Redentore. Tra l'altro, Itanara da grazie a Deleda come te un ligio a Singhizzo di questa trasmissione e così noi Desulo. Siamo su Mandro Lesai. Narada, grazie a Deleda, che Gesù Cristo è pigendi su bolido de San Rocca de sul Redentori facci su cielo. E invece se è proprio su Bressi e su contrario, poi tansidei dell'artista Gesù Cristo è calendi del su cielo, poi si ponni pei a su monti. Quindi il su esti un aggiuto di appensau, l'artista, Gesù Cristo commenti un aggiuto che è arrivata del su cielo, poi venne a un sacrai s'arrocca imbruttata de sangoni de su monti orto bene. E quindi è proprio sul contrario di questo che ha scritto grazie a te. Quindi in desulo si vede benissimo ecco su noi grazie a questa statua del suo Redentori. Tu pensa questa esti sapro un manna tra tutte si statua del suo Redentori che i punti stetti a spesata tra su 1900 e su 1912 in tutto si smontagna dell'Italia e manna su doppio de satra per un manna in seconda ordine. Quindi questo si va a comprendere su sforzo grandissimo che è stato fatto dessa comunità di Sarda per di realizzare questo bellissimo monumento. Dunque, sa spesa è stettia. Tanti può comprare su metallo. Io mi sono fatto su conto, ma potete questa curiosità. A prezzo di oggi, scelti su metallo che punti 18 quintali su peso di questa statua, 18 quintali di bronzo, costano in di oggi tra 800 e 13.000 euro, a seconda della qualità del suo bronzo e non sono scie su quali qualità di bronzo si stetti a poi questa statua di Vincenzo Ieraci. Dunque, 13.000 euro scelti per materiali e poi c'è tutto s'altro. Quindi
su traballo posso a vonderia, può preparare. Lucisi come ti si fa da una statua No, Aici. questo non mi dice bene o male, eh? Di Se mi Donau lo a Deo. narrare, vai. Tu Allora, te si li fa da Aici, si patti di de s'argilla. Quindi su scultori pigada un montone di argilla e comincia da proprio a fare questa statua in argilla. Si patti di dessa modellazioni in argilla. Una volta che ha fatto il suo modello in argilla, Minore però, là che è minore. no, Ah allora no, sì, prima si esami fa un su... bozzetto. 7 metri di argilla, se no. No, no, è proprio, certo. Poi a posti si deve fare, a pizzo di questo modello di argilla, si deve fare una camisa de gesso, de ghiscio. A posti di questa camisa de ghiscio, si deve fare un'altra camisa de terra, a undi poi si ghetta da su bronzo. È tutto un traballo. Vede tribaio. Sì, ma infatti sì, è un traballo difficile in meda, proprio a fare una statua de bronzo. E dunque a questo si va e comprendi come sia stati possibili a depi spendi su equivalenti di 75.000 euro de oi, scetti in peso del metallo e scetti in traballo de vonderia. A su traballo della vonderia poi devi aggiungere tutto questo che è stato fatto, poi vai sa piattaforma e su basamento e su monumento a pizzo de su monti e poi su trasporto della statua che si è fatta da Napoli fino a Castello in traghetto e poi su traghetto via da Sudirs, si narra Sudirs, traghetto Dirs. E poi dengunisi in ferrovia de Castello a Nuoro. Una volta arrivavo a Nuoro, tutto questo materiale che vi ha proprio tutto fatto a Pimpirino su Casciasa e stette depio carrai a pizzos de carro Savoi e poi in una specie mori de montagna che ancora non esisteva da sta strada a Picculao vinzasa a su Monte Bidda che è uno dei scontraforti de Sortobeni e Inguni pesau con tutto su impalcatura, pesau su monumento Saldau in Locco e saldatura in questo periodo si pianta bracieri a fuoco e posto in opera, quindi uno traballa è Marcos. Tu considera che sta strada può arrivare a su Monte Ortobene stetti a vatta a metà degli anni 50 e fino a metà degli anni 50 può arrivare in Goni Pizzo su ci piacetti su Mori de Campagna e a un di Mori de Campagna e hanno fatto una via Crucis e si via tutta buscata questa via Crucis a Puligio che ho canno tra i smedas iniziativa schianti insomma posto in campo poi a festaia sul Redentorio canno antidezzido pure de vuliri tutto questo moro antico su cammino antico e tutti i sgruci dessa via Crucis che punti tutto ci punti ancora tutti e cattolici si punti salvata sa Deo grazie sa poi da mischino su Monte Ortobene da più de Dogna Colori e fino a esatto del vandalismo e super gravi e stetio in sanno 1971 che hanno bruciato e infatti se ancora su Busco non si torna a pesare ancora a meso insomma meso spollinca a Sarrocca poi ci vedono un bosco bellissimo già i dianta a meso speldio poi vai Gravoni in anni 30, anni 20 e 30, insomma, in su periodo dessa, tra la prima e la seconda guerra mondiale. Piante il ribaso Gravonesi de Pistoia, mi pare, toscano, e hanno fatto uno scempio su Busco, su Monte Ortobene. E poi questo busco si è piatto a pesare, hanno fatto un rimboschimento in su seconda posti di guerra e sul 1971 hanno posto fuoco e hanno distrutto tutto. Iscrona a casa di questo periodo Deo Calincuna da Puligia che vi ha proprio un'apocalisse un disastro che non si può raccontare Deo mi sa gattava questa vita cosa mia in mezzo a un grande incendio e succede sul 1983 quando Deo ancora viveva in Cuglieri per motivi di traballo del babbo che su traballata in Badde Urbara in
insomma, sul ripetitore del Sarrai, Bade Urbara, e dove viviamo in Cuglieri. Tutta questa famiglia viveva in Cuglieri. Nel 73 ci vi stati su grande incendio della foresta dei Cuglieri. Su fuoco via da Ribau del Seneghe, di via Calau, faccia a Cuglieri, e ha fatto un disastro. Deu Magatemmo sa di che sta arrivando su fuoco a su Monte Sozzo ci via da una colonia, via da un campo scuola dessa parrocchia ci via da, e insomma abbiamo di più fuiri tutto su improvvisamente l'assai tutto e fuiri Ma la volza. non mi dà pascaresci mai di questo che è successo questa di poi da babbo e vegno de Bade Urbara mi indipicai Deuseo andavo con isso in Bade Urbara via da ancora su fuoco a ribendi quando Deuseo arrivavo in Gunise su centro Rai poi biri meglio su che via succedendo in diseazione uno dei straliccios che ci punti con i antennas dei ripetitori e dunque abbiamo detto benissimo da questo straliccio sono puntato su 100 metri mi pare e dunque sapubio su momento quando su vogo esti arrivau a sul rimboschimento de Pinus de Oppinus che ci via da Santo Leonardo da Santo Lussurgio est arrivau su vogo e ha fatto una specie de onda è stato un'onda de vogo una cosa, uno spettacolo che non mi dà pascaresce mai in tutta questa vita mia. Zinda papau in mezzo minuto tutto questo rimboschimento che via da una meraviglia, ma proprio non dalla sau a rasto. Un'onda de fuoco estettia proprio. Una specie de vortici. E sparisse a Savinetta. Un babbo e tutta questa gente, tutto il mascuso, de Cuglieri, de Scanu, de Seneghe, de Santo Lussurgio, Zeu Stettius, tre disi, fuori del domo, cicchendi de studai vogu, quest'anno, e quest'anno, insomma, in qualcuna maniera, su manco sono vago, de su busco, demo salvao. Ma uno traballo, tre disi senza tornare a domo, dormendo in macchina, studenti di fuoco con piccus, ogni cosa serviva da studiare il fuoco. E poi, insomma, su Buscus in di piatto Rappesà, in Cuglieri, e pagano faidi e torrau, su fuoco, sempre de Seneghe, torrau, ma a quest'otto non ha di risparmiare. E sta arrivando vinza sa entri su Camposanto e ad abbruggiato cipresso su questo Camposanto, abbruggiato solieddo millenario che ci via da Cuglieri, va mau, ad abbruggiato, è proprio un deserto in noi, povera vita mia, proprio distrutta in maniera irrimediabile. E noi è un disseso, vi è un broccauso. No, che siamo sull'oceano. La gonna in panno con una fitta plissettatura è coperta anteriormente da un ampio grembiule in seta a motivi floreali e fantasie. La ricostruzione dell'abbigliamento oristanese avvenuta negli anni 60 come sono arrivati sul di ecco, un oristanesi Zeus dico sul logo a undi in anni 70 si punta inventato su costume e hanno fatto sa divisina uguali prodotti ma non tiene di base storica. Il velluto di tulle poggia sempre sopra una cuffia che tiene ordinati i capelli. E hai cime dal logo del suo compitano. Ma in Moseu Cicchendi, uno vagudotto su de, insomma, vai in studio su torrai a subistire autentico de dogna logo. Come dice non binda mancuno, antico, non bindata. Non restare. Certo, ci tutti i documenti. Sono scelti no, cagando. Vero, non documento, non bindata reale. Non riuscivo che ci sia un reperto, è difficile, specialmente tanti monai, tornano sono Cuglieri. Allora, in Cuglieri via da una bidda che via da insomma una bidda di un certo livello e su primo adesso noi 100 e te succede un Cuglieri i femmine sa subito antilassau su vestiti antico proprio non ci sta rasto un Cuglieri non si scidi i tasiponianta in sottogentus e in ispribus dei noi gentus i femmine poi taissa sa subito ianta adottau sa moda continentale e non si scidi calincuno un masco
ancora, quando dovevamo pitticcheddu, in anni 70 ancora, portata un elemento del subistire antico, ma il femminas sparesso Già. in sudotto. Manco un reperto su Civonte, poi questa cosa non pia da considerata cosa da importo. E da un caso non c'è nulla, si funti fatto su vestiti, un gruppo che c'è folcloristico de Guglieri, ma è uno sciu, canto insomma base storica autentica, pozza a tenni questo vestiti, poi ta, tocca sa non donanta meda importanza, specialmente in logoso dici via da meda insomma meda circolazione de dinai e de commercio e da un caso Oristanisi che via da una dei cittadisi sparessi dotto, poi ta no via considerato uno valori, anzi sì, a suo contrario, se vestire in una città con vestire antico, vi ha considerato uno disvalori, uno meno spreziato, tutto volendo vestire a sa moda continentale. E dunque sanno sciu, i gali in cui un reperto si sia stetti allogato. Il corpetto in orbace e in alcuni casi su gabbano, il cappotto d'orbace e sacchi in tolza, la cintura in cuoio rifinita con panno rosso del bordo. Razza buttonera. L'abito femminile Una delle cose che punti bruso spantosa sa in vestiti antichi stessa Sardegna e questo stretto so che ci funti de antichità remotissima, tanti ponai, calencuno groppetto, specialmente dei vestiti dei femminas, si vede benissimo che è un groppetto che insomma è di tipologia imperata in su 1600 su questa moda europea in su 1700 e di alcuna maniera è arrivato pensa in ideo è stetti allogao in questa tradizioni locali e è arrivato come un fossile viventi come si narra pensa di ideo e su proprio è possoreria ci fonti prendasa che fonti proprio de origini da tipologia fonti origini sì, addirittura del periodo punico e del periodo romano e poi insomma tutte queste elaborazioni che si tenta sul Mesuevo uno studio proprio narauso tipologico sistematico ancora non è stato fatto ma insomma su manco su bruso, su scidi, se comprendio, c'è proprio questa grande stratificazione di elementi decorativi che arrivano in Sardegna, venianta narauso fatto sardoso, in alcuna maniera un modello che è arrivato a Devorasa via da Torrao a Fai, de un'ora fu locali e in alcuna maniera furriao a sa maniera sarda. No, casa tenemma su un modello estero che veniva furriao e di alcuna maniera sardizzao e ci sta arrivato in sannoso. Grazie a Dio su de una cosa che me dovreria esti proprio antica de tradizioni e me è tornata a fare, ma tenevo una grande fortuna in Sardegna detenne una scuola de orefici che punti bravissimo ci punti proprio maestro ma che punti è una cosa spantosa in stabilità di chi tenenti de traballai sore e sapratta uscinti torrai a fai is prendas a dessa tradizione sarda commenti proprio che vessi in anticasa e medottasa pro bella spuru deis anticasa e ma poi di fai meda nominisi ma ci tutti proprio maestri su de grande spanto bravissimo onai no Bruno Busonera in Castello esti proprio una cosa impressionante s'abilità di questo grande maestro la gonna di panno orlata da un'alta balza di raso chiaro è decorata a fiori. La condizione sociale di vedovanza prevede l'uso delle stoffe del vestiario di tinte nere. Noi punti cristianandi de viudas e torraso a su conto de su povero Vincenzo Geracce che ha perso Samulleri su mentre si chi via da fondendi sta statua in modo da disegnare una V sulla stoffa. Cossoine.
c'è stata una grande discussione in sciu che lui da Sisichia a pizzo proprio di questa cosa dei Piudasa in is processioni, sì. Piudasa bistiasa in bistire antico in is processioni, sì. C'è chi narrata che in Sant'Ichità di Piudasa non potevano partecipare alle processioni, sì. E altri invece si danno tipo a pill fotografia in scali si fotografia si via bene che in Sant'Ichità di Piudas puro bistia tutto di niente Ma partecipante se alle fotografia processioni. ce n'è in bianco e nero. Ma io una bestia Si di comprende niente e con adesso cappeggio si vidi. la zazzenia su casa della veste. Poitta su lutto non fiata non durà uguali in tutto il suo periodo del suo lutto. Poitta su lutto fiata un anno e mezzo e fiata un anno del lutto totale. Che neanche In non Sugali quest'anno una viuda, un viudo, manco bestia del domo a trovare. E poi i altri 6 mesi si pianta 4 mesi di mesolutto, che è questo mesolutto che in Nuoreso hanno rispettato a suoi pariti onorai a sa memoria di Luisa Ierace in onore dell'artista Vincenzo Ierace, quindi 4 mesi, però 2 mesi di lutto narauso lebio. E in questi mesi di mesolutto e i mesi di lutto lebio sa viuda su viudo vuol dire bessiri, specialmente quando andai a Cresia e pigai parti a processioni religiose a noi ittiri con sa buttonera su groppetto che proprio insomma narauso una delle caratteristiche più evidenti de su vestiri ittiresu questi grandi buttoni che contengono meraviglia traballato a filigrana. Sa filigrana è proprio una delle tradizioni sardasa prosa antica, poi tanoso bieugiai imperata sa filigrana in periodo nuragico, noso deneuso oggettoso, vattoso in periodo nuragico e funti traballauso tenenti decorso vattoso a filigrana, una filigrana ancora grossa a meta, non fiata ancora una filigrana raffinata vina. Appustisi a ribasso in su periodo venicio punico chi già essa filigrana via fini filigrana e granulazioni da business a granulazione tutto scussus sì, sta sferigetta che punta piccata su buttoni questo è tutto si narra granulazione questa tecnica che via imperata tanti dei spunicus canto deis etruscus Deis Punicus e Deis Etruscus è passato ai Romanus, dei Romanus ai Bizantinus e non scieuso che in Sardegna poi mancanta testimongius su Mesuevo che questa tradizione si sia mantegna in isola nostra sempre del suo periodo nuragico pensa a oggi o sa tecnica e sarti de sa filigrana si astetti adorrata a importare in Sardegna in su periodo rinascimentali poeta è in su periodo rinascimentali che gustas operas de filo opere di filo le chiamavano di Narantaici opere di filo in sa manualistica di questo periodo grandes fábricas ci pianta specialmente grandes bottegas de quest'operas di filo ci pianta specialmente a Firenze e Venezia ed è in Gunis si è adorratas in Sardegna con mezzo del suo commercio questo non discioso di questione a mela di queste opere di filo nella sua autobiografia su conto dessa vita cosa sua Benvenuto Cellini su grande orafo e artista Benvenuto Cellini che via pattiu proprio come orafu e apposti via diventato grande scultore come Tiscieuso e fai opere di filo venia considerato cosa de pago conto narauso dei oreficis su 1500 dei oreficis del suo periodo rinascimentale ma già de gusto scieuso che in questo periodo questa moda esisteva e fiat apprezzata a meta e dunque si può di fare questa ipotesi che sia stato proprio questo periodo che
in Sardegna torrendi s'opera de sa filigrana. De seguru il repertus prus anticus che nosu teneus de prenda sa filigrana funti de Savini de su 1600, doncas de su periodo spagnolo. Prus anticas a deu, a su manco su deu, non ti conosco. Non sciu chi in calincuno tesoro ecclesiastico ci si prenda sa pure prus anticas, ma deu ancora non ti conosco. A un diseu su noi, Isili. Tuili. Ah, Tuili. Mediocampo. No, Samarmilla. Sì. Samarmilla. Visi che Gruppo Saggiara. tutto può Siamo saltare sul parco esistente della de sa parrocchia con sa figura dei santos che punti appestaus in varias parrocchias proprio per segnalare sa volontà di torrai a fare un corteo, una processione a carattere religioso e non scetti una processione, un corteo folcloristico. Con particolari decorazioni, intagli e intarsi. La pelle, prima di essere indossata, viene trattata con calce viva e tinta con un estratto di corteccia di leccio. Grazie alla ricerca partita da alcuni documenti del 1845 è stato possibile ricostruire alcuni tra i tanti moduli del vestiario locale in uso nel passato a Gesturi. L'abbigliamento femminile prevede l'uso di una camicia in tela di cotone. Gesturi è una di queste abittas onde tenia antifatto i ciccasa e ricercasa popò di torrai a su vestire antico. E antifatto un traballo de grande importo, de grande merito. Poiché effettivamente arregollendo repertos, fotografias, inventarios e ottus documentos de questo tipo, punti torraus arribai a su vestiri originali antico. Questo vestiario comprende Ecco su noi sosilesas ricamato che cornicia il viso avvolgendolo. questa cappita fammata, giustamente fammata di Osilo, è proprio, insomma, si comprende di noi origini mesoevali che sta arrivata a pensa nostro. Tanti vonai, questo alto rilievo che c'è il Santo Baingio Monreale, Santo Gavino Monreale, che si narra che sia da Savacci di Eleonora d'Arborea, viene di inconca una cappita che è proprio di questo tipo, doncasa origini di questa cappita di podi di vai d'orrai, pizza su 1300, ma infatti dubbioso, tutta iconografia di questo periodo europea che i femmina si viene acconciata con questa specie di così no, questa cappita, questo velo, questa specie di tialla posta in conca. E narauso, sa Sardegna, terra de grandi tradizioni, che ha allogau elementus de sa maniera de si vestire, che tornano a vinza su Mesoevo preno, proprio su Mesoevo preno, è una cosa impressionante. L'abbigliamento femminile di Sennori è tra i più sontuosi di tutta la Sardegna. Tra le differenti tipologie è stato riprodotto l'abito della sposa o di gala, caratterizzato da preziosissimi ricami che riproducono rami e rose in rilievo, realizzati con fili d'oro ed argento e dorato a ornare maniche del corpetto in velluto di seta, così come il grembiule che riporta numerosi Battavidas che allegare su Zativazzola o che sia le cose che si pone in concasa dice pacchissima spessona non ve lo tramandana e quindi da questa vita per andare a una professione, a una sfilata per esempio a Sassari, zuccana già legata, quindi la riviera vestita normale, questa cosa in concasa, fastidiosissimo, fadosissimo, dai mangiare un chizzo. Ma Twitter non me la tramandiamo su Uno sacrificio incredibile proprio. No, ma Naro, poi moriti in quasi, nessuno ve l'imparata a fare questa cosa. Ma ecco, c'è pure gusto. Questo è una questione mancare di gelosia, no? Tu devi uscire, tu no, e don casa tu sei obbligata a ti poni in mano mia, e questo però va tu questa non sei immortale. e questa è questa difficoltà di puro
Chi s'agatta da quando in calincuna bidda si volenti vai ricerca sa ciccasa o torrai a su vestiti antico tradizionali mancai gente che teni da rogus de vestire antico in domo ma ti narra no non tengo nuda voi te gelosa no devo tengo e tu no e a razze stipazioni tenni questa cosa su galascio vuol dire desiri Certo. ma purtroppo questa mentalità ecco e questa mentalità di dessa gelosia e dessa invidia ha posto un grande difficoltà di puro ischi e certo ischi vogliano andare sul monumento dei Nuoro poi da un certo punto no magari è questo libro dell'Etria guarda è una meraviglia poi proprio ha pubblicato tutto questo documento e questo svergognoso spuro cioè a un certo punto anti mandao sicuramente mancati nai ed è meda zona a posto di nare perisse a posto meda che manta logoso franco a posto che manta franco iaracce è una medaglia de pratta puro che diventa donau e da vostra tanti vanai a un certo punto su comitato che via da regolendi tutto su di nai se sta gatta del sul fatto che de me dal logo su dessa Sardegna hanno arrivato a Reali e da Juve per curiosità dessa Sardegna meridionali quindi visatros no ma non scetti de me da Sparrocchia Spuru des Nuorese sono arrivato a Reali poi taci pianta gelosia e intanto santi scritto proprio una circolari che de piadessi ligia de Dogna Parrocco in saltari una domenica cui proprio nanta proprio gusto se non che dice riempie l'anima di mestizia al sol per sarvi quella consegna si dovrà certamente prorogare la consegna del monumento in quanto manca la somma che in forza del contratto si dovrebbe versare tale notizia umiliantissima dice per sé sufficienti a riempire di sgomento un comitato della tenacia meno ferrea del Nuorese dovrebbe confondere quanti sono cattolici isolani dovrebbero avere la forza di scuotere i dormienti dovrebbero diventare un'utopia di fronte a tutti i nostri sforzi. Cattolici sardi, punto esclamativo. Il comitato per l'ultima volta fa appello alla vostra generosità. La venuta di Gesù Redentore sull'Ortobene non dovrà subire un vergognoso ritardo se voi tutti saprete corrispondere. E dice, anche da parte dello scultore veniva inviata la somma di lire 50 e una medaglia d'argento. Eccetera, eccetera. Insomma, si è mancato di nai, de me da logo su dessa Sardegna, e hanno fatto una circolari in ogni gresia dei spredisi, poi spinge sta gente a gettare di nai. In maniera particolare, vi hanno tavato su spredisi, c'è scritto pure questo. No, che dogna predi donessi 10 francos, punti 260, non mi ricordo, no, 2600 su pianta spredisi, e già questo gli adesso bastava a regolare su di noi che serviva, ma pianta geloso, poi tananta meta sai, ma sul monumento tu vai in un'ora, a me tammi in importa del monumento di un'ora. Pensa, ecco su noi su domo mia. E invece sul comune di Nuoro non aveva posto denaro? No, sul comune di Nuoro non ha posto manco una reale, una rendi che teniante a me da spoverus e don casa su di noi serviva da poi alleviare ai spoverus e don casa anti dentro sul monumento che è su simbolo dessa città di che è diventato su simbolo dessa città a spesa dei satros sardos dei cattolicos dei satros sardos e invece sì, in su comune di Nuoro che viene adotto su frammassoni, in questo periodo liberali e frammassoni. Ecco su noi, quarto Sant'Aleni, con tutte sorerias che divemo una rendi. E don casa si bidi in noi, proprio se economia di tipologia proprio diversa, poi in Scampidanus de Casteddu, ci vianta merisi, che tenianta terras medasa, che vianta traballai a trigu, e tenianta bingiasa, e don casa bendianta, subinu,
bendianta su trigo, tenianta su porto de Castedda acanta, don casa tenianta sa possibilità de vai grande commercio de gustas prodotti dessa agricoltura e don casa ammontonai dinai e comprai prendas e custo ti spiega da poitta su vestiti de gala de lusso de un luogo come 24 Sant'Aleni si ha fatto tutto de broccauso e proprio ammontonau de oro, de prendas de oro. Poi in Gunisis economia via da dedipo capitalistico e invece in su Nuoresu via da dedipo narauso quasi socialista comunitario. E dunque questa differenza proprio dei due economie ci ha si torna da battuto, viri certo. pinza questa tipologia dei bistirisi. Ecco su noi Launeddas. Altro grande discussione a pizzo dei Launeddas, poi Tanoso de Neso, una statuetta de bronzo agattata in Ittiri de uno sonadori de dress appunto de tres flautus narauso dei Launeddas c'è chi narra che sianta gustus flautus gustas tres cannas che sianta proprio Launeddas altros nanta che sta cosa non è sicura e in ogni maniera un po' de unnai che in su periodo nuragico già si sonanta gustus tres flautus in noi punti Selargius a trambida accanto de Casteddu Castia Soreria questo è il capo degli uomini è coperto Dubisi questa prenda a manna? Questo si narra su Lasu e su nomini e tutto di narra da origini sua spagnola Lasu, è l'asso spagnolo e questa avviata bisi questa est elaborazioni sarda de una prenda francese che si narra sa Sévigné via Madame de Sévigné in su 1600 in sa corte de Francia che si viada inventata questo vrocco di oro con due prendas appiccadas e fiattotto di oro e questo si poniata in sa scollatura dei sbistirisi che teniata in questo tempus uno groppetto meda serrau e proprio in sorde questo groppetto narauso via meda scollau e doncasa mese stittas dessa femmina che si bienta proprio di questo groppetto scollau si biea questo vrocco manno di oro che calata pinzas a su stogomo a saltesa del su stogomo e invece sì, sta gioia si portata proprio appiccata a Suzzugo con un nastro, sta gioia questa grugigedda con un sovrocchittedo de oro. E sta gioia proprio si portata invece si sempre quando sul 1700 su vestiti de sa femmina via tutto scollau a pizzo de stittas che vienta quasi in campo stittas de femminas. E infatti si conta sempre su conto di questo cardinale Van Mau che poi è diventato Papa Benedetto XIV che una marchesa vi è andata a divai omaggio a di basare sa pantoffola poi su Papa si basa sa pantoffola in questo periodo e don casa questa marchesa si ingenuga da base sa pantoffola e don casa vai biri tutto sa meraviglia che portata e con questa croce in pizzo su si torna da pesai e su Papa divai di bella la croce, ma più bello il Calvario. L'abbigliamento di fattura più semplice di a me da Bettiano Papa Benedetto XIV Prospero Lambertini via Bolognese. E a proposito de Papa Beffiano mi torna da Conca uno conto proprio che per toccata a Papa Leoni XIII deuemo sempre ecco Sant'Efisi nostro sul gruppo de Casteddu. L'abito di massima gala di Sinai prevede due differenti E questo è stantico. Questo
Sì, antico meta. Beh, su Bistiri de Casteddu è uno dei sprus documentaus con stampas a descrizioni dei viaggiatori, dotto arrivante in Casteddu e dotto certo. bienta custus picciocus, custus hominis, bistius, con questo groppetta rubio e don casa piantato questa descrizione. Poi mancai narauso calicuno vuedo a pizzo delle origini, ma bollo torrai a su conto de Papa Leoni XIII. Del suo cale si conta da il suo via da un romanaccio, e poi no, via da de carpinetto romano, quindi via da proprio laziali, via da come tinanta Burino. E via di suo beffiano. Questo papa è molto, mi pare, da 93 e 94 anni, dunque sa via d'anziano un meda che è molto. Io ha fatto a tempo a celebrare meda giubileo, su giubileo sacerdotale, su giubileo episcopale, insomma, non montone dei giubilei. Adesso, noi non mi dà ricordo gali dei gustus giubileus. Uno può dire un complimento di Annau. Santità, a 100 anni! E lui gli aveva risposto in pretto romanesco: ma perché gli altri gli devi tossire? Gli Li altri? devi tossire, dice, gli altri anni, oltre i 100, li devi tossire, cioè li devi sputare dai polmoni. Du devi sputare dai polmoni a tipo tubercolottico. Oh. E questa cosa mi ha esplicato un conto che abbiamo sempre inteso contare. Questa cosa da pulire de pago in un libro, questo conto de Papa Leone XIII. Contanta sempre in Casteddu su conto di questo canonico, non mi ricordo de gali che via da appunto su parrocco storico non mi ricordo gali Bidda del suo capitano de Casteddu, che sicuro via diventato anziano e gli ha fatto esame su pianta su giubileo del suo sacerdozio, non mi ricordo bene, insomma, e di Antanai sicuro. A 100 anni sono rettori, a 100 anni sono rettori. E su gli ha risposto: ma poi isatro su dei scostas, tindi bessinti. Alla E picca da dunque, vento. se devo pensiamo che avessi stati un'invenzione di questo canonico sardo, invece su canonico sardo, io da intendio su conto, che evidentemente si via diffundio dessa battuta che ha fatto su Papa Leone XIII, e di attorra ad Anna e su Vuro. Dunque, sei un piccolo misterietto, insomma. Dubisi con su cappello su sombreri d'un'anta. Ecco, questo cappello a tesa larga, Cioè Sarroch. Sarroc. O Sarroc. Nucis. Sarroc. questo è su cappello che imperanta in suo campitano che via da logo proprio a 11 via solo in meta potrà ballare, può andare a quadro, insomma uno si deve imbussare bene sta conca un uomini. E è su cappello che imperanta il suo periodo spagnolo dubisi gusto mo è staturato in uso specialmente in zona dei Susulcis, noi si usano Susulcis. Ma anticamente veniva temperato in tutto questo campitano commenti bieus benissimo dei stampas antica e dei disegni che dei uso della prima metà dell'Ottocento che va in tiberi proprio come pianta i sbisteri tradizionali dei hominis in questo periodo nel suo campitano e tutto stenianta questo cappello medalato che serviva proprio po' sombrero vuedo spagnolo po' a reparare dei susoli che è terribile i susoli del suo capitano in noi punti steoladesos questa vita pure è cara in maniera particolare poi da babbo cresce in teolada manca non ci si annascio nonna mia via proprio Teuladesa, Ledda, Giovannicca Ledda via Teuladesa e quindi è una vita proprio una dei vita cosa mia io è uno su vestiti Teuladeso è uno dei questa è la nostra signora del Sogrammo che è la patrona della parrocchia de Teulada è una dei vidas che tiene su vestiti più bello in tutta questa Sardegna proprio caratteristico inconfondibili
e questa maniera di traballare i scolletti di questa camisa de somini a punte nu è proprio un'arte antica, non da scia fai, quest'arte antica, non so di neuso, meda roba traballata a Icci, proprio è funti opera di arti e è di origini rinascimentali, è un atti di origini rinascimentali. In noi Zeus Sant'Antioco, sempre in Susulcis, il verde nero e il fazzoletto ricamato. Caratteristica è l'ampia Pare che mandolina sono in lana sus ultimos. turchese indossata sul capo e chiamata sovaniccio e corò. Belle sus Il ultime. vestito più semplice delle classi popolari è realizzato in tela stampata di cotone leggero. Sant'Antioco, su patrono de Sabide, su martiri locali. Semplici zoccoli di legno. Come questo Sobrio e gruppo fiero di per l'abito Nucoro, maschile queste... sul massaio, E questo Serrada. affiancato da pantaloni ampi a campana e un elegante campotto in norbaceo. Al Cammino del Sortimo. Redentore, Nucoro oltre apperite e alle Nucoro associazioni kunzata. culturali e folcloriche Giustamente. nuoresi, partecipa tutta la città che ancora custodisce o ha ricostruito il vestiario popolare locale in un corteo spontaneo, ricco di significato e Don Casagusta spunti, femminasa e omminisi che non fa inti parti di nessuno nessuna gruppo, associazione. ma tenenti subistiri in domo e anti scerau de vai su cammino, sa camminera de sul Redentori, vo libera iniziativa. E questa è una cosa bella a me, da. della città di Nuoro sfoggiano spontaneamente tutti i loro patrimoni vestimentari custoditi durante l'anno per tale occasione. Ma devo, insomma, io esiste più bello a essi proprio un gunis in Nuoro, biri addirittura, ma mi pare di che questa cosa sia andata bene, insomma, questo esperimento Parecchieia. sia andato a Bonuvini, mi pare di Parecchieia, lui Mauro. era stata dal patto. Ma sta gradato per a me. Devo non dopo mai fatta, Non ve l'hai mai fatta? Ah, mai, non mi sti mai capitato. In Isano schiaffo fatto parte del suo gruppo di Capoterra, ma mai su Redentore dei Nuoro, mai, non mi sti mai capitato. beh, potrei sempre scominciare, Eh, Mauro. ma poi vai una cosa ci tocca ad andare in Gonisi de sa di prima, ti pigliare una stanza di albergo, si vestiti No, è più bello su tranquillamente. postale, strette manzane. No, È più bello. no. È una cosa boccitura, no. Fatta come in Audeusi. Arriva a sta di prima, ti fai un giricetto in città, dromisi tranquillo, ti indipesa 6-5, comincia a di vestire tranquillo, hai quest'ora, Ma no. vestisi, Come ti siamo fai te questa sicuri? processioni e poi ti intanti a papà, tranquillo, in albergo, al ristorante, insomma, e ci andava bene, ma a si indipesai ai stresi, andare in Gunisi, a Corriera, No, vero? no, troppo. No, ma poi come ti fai? Se Deo mi domando, ma uno con uno vestiti sardo, chi vale di un montone di dinari, Tra Zezio, e in uno pullman, Orasa, viaggendi, ma non, cioè è una cosa assurda, non te ne sentito, no. No, non fa. Può conto mio? No. Ma Deo, Zeo segno ricco, come ti minante. Zeo troppo segno ricco, no, Zeo troppo comodo, Deo. Come stini su cammino, però già sta zicchiti che portati a Sassese veste su festival Namur del folklore, festival regionale del folklore. Sì, ha ricordato a tutto su che questo merì, a partire dai 6 di Merì, mi pariti. Comincia da su festival regionale del folklore e tutto il gruppo su che è vivo questo mengiano, prendi sta camminera adesso Redentori, antaziai a suo alco, poi baddai, poi cantai, e tutta una cosa separata de questa camminera religiosa. Non scio che ci sia questa possibilità di
de pode intervistai a su direttore artistico, dogna tanti da pubius con chiendi de s'inquadratura de sa telecamera, e chi poteus intendi mancai podus fuedus a Ottavio Niedda, de domandai chi insomma è atturau contento de come ti funt andatas as cosas, gustu mengiano, poi insomma meta de questo esperimento esteti fatto voi ta issu dati suggeriu voi da cosa sua e donc sa ia dessi bello ad intendi insomma anche su dos fuetti Sì. sono sciu che sa regia si pode di Vedimus da nonnana. si pode di vai questionai 2 minuti su con Ottavio se non casa insomma mi pare di che questa diretta questa processione sia finita poi ta Zeus già a suona manco un quarto e insomma io cominciavo puntuale alle 10 mi pare di che sta cosa sia andando a cabai sciu che su vescovo Antonello Mura depi questionai ad ottus is Callo, comodo per questione. sì, in suo programma ci viene chiesto bispo de Nuoro Antonello Mura de pia questionai in sa prazza de sa cattedrale de Santa Maria ad otto il gruppo su che punti benius a Nuoro po torrai onori a sul Redentori e non sciu che ci sia una telecamera e poi ci punti squadro so certo donc ancora sta sfilata non è finita sì, non è sta accabata poi in moi de Peubiri tutta sta cavalleria tu mi si domandavo a singizzo di questa trasmissione come te che arrivanta a Monti tutta questa gente come ti viene arrivata a Nuoro de Dogna Bidda del suo circondario e de Dogna Logo della Sardegna su 1901 e te poi vai o andai con su quadro del Santo Francesco boli di nai a pei oppure andante a quadro oppure andante a carro questo si anda in maniera da si muove in questo periodo e donc me da squadros e via arribauso sa prima vesta adesso 1901 proprio via su sta maniera che tenia sa gente proprio di fare viaggio lungo e donc in arregodo di questa prima vesta onde sa gente via da Cutta a sul Redentori a quadro e donc ci punti noi sempre punti stetius a rispettauso is tradizioni sì che va in tibiri i squadros e donc però i squadros moi dus fanti passai appusti che i gruppus anti giai narauso va tutto su dretto che de pianta vai poi ai ci non si strobantan sono con s'altro Bieso che ha rinesceso a biri squadros Come sono scavando su un detto tu star vita, sa? O non tu c'è qualche cosa? bene chi sia da rinescio a Tipo, alle volte da Sant'Antioco. no, Non non creo Dai Nugoro e da Atrus Comuneschi. allora c'è stato qualcuno problema poi vai a cudi a Nuoro i cavalieresi e donc ancora non si scieda esattamente l'elenco preciso dei scomunus che debiti partecipai a sta sfilata a quadro de sicuro arrivano i carabinieri a Polizia quadro penitenziaria. sì e poi arrivano a quadro sempre is de Nuoro e poi Cavalieris de Atras Biddas, Cavalieris e Amazonis de Atras Biddas, ma Eusabiri, Cali,
quando cominciano a camminare in mezzo delle strade di Nuoro. Bellissimo questo palazzotto dei stili neo-medievali. Se non sbaglio potete essere sul Colle di Sant'Onofrio. Ma Dubisi con Saturri con i guelfi che bellino so. sette anni tu canto. So. Torrendi A Ierace. Comunque Ierace, grazie a delle da Sinconnotus in Roma. Sì, si punti con Notus a Roma. Poi Taisu E a la- Sabini te sapita cosa sua e sta andando a Bivi a Roma. Dunque sa Isu via da Calabresu, via da andau a Bivi a Napoli, Medasanno a Bivi a Napoli e Sabini de sapita cosa sua da fatta in Roma. Grazie a Deledda si via da già e trasferì a Bivi a Roma e Don Casanguni si punti con Notus proprio de persona. E l'ha presentato per Sorre, Nicolina, Sì, sì, che è sì. un artista. Pintava ta Nicolina. Bollu torrai noi, weekendi del Su suo libro, diario. del suo libro Ierace. meraviglioso delle La Tricorda. Bibbia nostra. Sa Bibbia de De Costantino nostra. Costanzano. Sa seconda parte del suo manifesto del festeggiamentos del suo 1938 e tecchi via del suo 1938 può festai a sul Redentori sabato Vai. 27 agosto anno XVI dell'era fascista. Ore 16, gincana automotociclistica. Ai primi classificati di ogni categoria saranno aggiudicati oggetti artistici. Alle dame facenti parte delle stesse auto classificate verrà assegnato un premio ricordo. Quindi pianta in E coppia. c'è la gincana. Ore 20, inaugurazione parco divertimenti, pesche miracolose, lotterie varie, alberi di cuccagna. La banda del dopolavoro provinciale farà servizio in piazza Vittorio Emanuele. Ore 21, prima serata di canti popolari sardi. Torniamo quindi a già qua. i cantus ovviamente diventato Costituiti spettacolo. 1938. 38. Domenica 28 aprile e 28 agosto 1938, ore 8. Partenza dei partecipanti alla gara ciclistica. Ore 9:12. Concorso provinciale del costume a premio. Dubisi? Concorso provinciale del costume a premio. Sono in palio i seguenti premi: 500 lire al gruppo più numeroso a cavallo, 500 lire al gruppo più numeroso a piedi, 200 lire al gruppo che rappresenterà il più suggestivo cerimoniale di carattere sardo, nozze, battesimi, balli. E noi bisis origini dei totus cussus ritualis in arauso, che i gruppus folcloristicus fianta in is annus passaus, e don casasi fianta, insomma, ecco noi a cominciare a arrivare su corteo dei squadros. 150 lire alla migliore coppia in costume a cavallo, 100 lire alla migliore coppia in costumi a piedi. Dubisi di andinascintis cosas. Ore 12 circa arrivo dei partecipanti alla gara ciclistica. Adotto un ammesturizio. Ore 16 concorso logge, balconi e terrazze fiorite a premio. Ai primi classificati verranno assegnati artistici oggetti ricordo. Ore 17, grande corsa di cavalli, strada nazionale per Orosei. Primo arrivato lire 500, secondo arrivato lire 300, terzo arrivato 150. Ore 18, corse di asinelli nel corso Garibaldi. Primo premio, la corsa dei molenti. Primo premio lire 25, secondo premio lire 15, terzo premio lire 5. Ore 20, concerto in piazza Mazzini. Ore 21, seconda serata di canti popolari sardi. Poi lunedì 29 agosto... Ore 6, partenza del pellegrinaggio al Monte Ortobene, ove sarà celebrata la Santa Messa ai piedi della State del Redentore. 29. Don Casadubisi già via da una cosa via da sa sfilata narauso in costume sardo, in vestiti sardo, e una cosa via sa processione religiosa, già in su 38. Ore 10, messa cantata alla cattedrale. Ore 16, incontri di atletica, palla, tamburello, bocce. Premi, diplomi e medaglie. Ore 18, funzione di chiusura della festa nella cattedrale. Ore 20, concerto in piazza Mazzini. Ore 21, spettacolo di fuochi d'artificio sulla collina di Sant'Onofrio. Ore 22, ultima serata di canti popolari sardi.
martedì 30 agosto, campionato provinciale di pugilato. Itta via d'Augusto, serata di canti popolari sardi de piadessi sa gara poetica. Meda gara. probabilmente pianta i garas poeticas. Ecco su noi sta cavalleria. I Su noi spippioso. i cavalieri e le amazzoni partecipanti provengono dalla città di Nuoro e dai seguenti comuni: Desulo, Lodè, Gavoi, Orroli, Dolianova, Monferrato e i miliziani di Cagliari. Ah, ti spiliziano Non sta lo so, Castelduguru. Quindi per danneggia da Dolianova. Mm? Da Dolianova, cavallo. Ti sei mai domandata tu, commenti mai, squadus siano adottos a prendaus a pittiolus? Ducisi poitta. No. Poitta su pittiolo serviata a narauso a binci isoghiadas malas. Ah, Servianta proprio a insomma a scrammentai is spiritus malignos e a s'invidia. Poitta su quadro via da insomma un grande capitale po' su sardo antico e don casa si deppia ponni a tutta le protezioni e sta protezione chi denianta via da proprio gusta de penni de ponni de tu proprio mudai si naradaici proprio mudai su quadro tutta pittiolos quindi sa muda sempre prende questo spitiolos e de questa antica tradizione dei spitiolos che de pianta vai a timmi ai spiritus malignos di teneus un arregoto, un meta significativo a Santa Maria de Susauc in Porticali poitta sa portantina de Nostra Signora e tutto prena de pitiolos e poitta sa festa si vai de Porticali si porta da sa statua in Gunisi a su santuario de campagna e custa santuario de campagna via da sagresia de una bidda sparessia chi de piadessi sparessia a motivo de una epidemia de una maladia e donca sa pottendi sa statua in Gunisi sparanta fossili e pianta zonai tutto questo spittiolos e andant anguni con i stamburinus proprio a fare treulum anno poi t'addempianta vai a timmi a custo spiritus malignus dessa maladia chi ha da sterminau tutto sa bidda. Donca ci dorranta, poi onorai a sa santa, però poi t'avvia da un luogo maladitto, arribanta, vendi grandu treulu, poi taicis spiritus dessa maladia si vuianta, e isus podianta dorrai voi a bidda, sanus e salvos. Cus noi cavalierisi, tutto spittioleddus e questa tradizione de boni pittiolos vai a timmi si spiritus malignos è antichissima, proprio antica meta già in romanus tenianta questa convenzione chi vendi sonai spittiolos si spiritus malignos si vuianta.
volevo serrare questo commento che ho fatto e questa camminera adesso Redentori, leggendo una pagina del suo diario personale dell'artista di Vincenzo Ierace, che su ha scritto, sa dire che via da arrivato in Nuoro, in su 1912, può andare a vedere questa statua collocata in cui su Monte Ortobene con i Sogus cosa sua. Tale momento arrivò quando nel 1902, facendo sforzo per la ferita ancora aperta dalla sventura subita, gli amici mi vollero a Nuoro. Ospitato affettuosamente in casa Mura, trepidai più giorni all'idea di rivedere il mio Cristo, in un mondo e in una vita così differente di quella, coniugata così felicemente, in cui lo avevo ideato e scolpito. Ma gli amici insistettero e fissarono il giorno dell'8 agosto 1902 per condurmi all'Ortobene. Mi prepararono il cavallo con l'uomo d'accompagnamento, mentre loro mi precedevano. A metà strada sbalzo dalla serla a terra e mandato via l'uomo con la vettura mi avviai solo per l'impervia scoscesa aspra montagna. Camminai senza incontrare anima viva e sperdei la via. Fermatomi alquanto sgomento a causa dell'aspetto tetro e selvaggio del monte, in questo periodo su Monti vi era ancora dotta Buscau, restai più tempo smarrito e trasognato. Finalmente scorgo un gruppo di contadini, li fermo e chiedo: dov'è Gesù dell'Ortobene? E una giovane contadina sale su un dirupo e mi addita quanto bramavo scorgere. Un palpito mi stringe il cuore. Procedo lentamente e dopo mezz'ora di cammino eccomi al cospetto del religioso simulacro. Cercai un albero solitario vicino ad esso e mi accavallai tra i suoi rami fronzuti, in modo da vedere tutto e non essere visto da nessuno. Da quell'invisibile osservatorio si spalancò ai miei occhi uno spettacolo indescrivibile. Sull'immenso altopiano sbucavano a frotte, a ciurme, a centinaia, a migliaia i figli dell'isola Canora, nei loro superbi costumi scintillanti al sole estivo d'oro e d'argento. Figli di Bitti, di Gavoi, di Dorgali, di Orune, di Oliena, madri e spose di una bellezza statuaria, a volte il viso virile e bronzato nelle loro bende d'ebano. Spartite da Nuoro con in testa il vescovo a piedi, arrivano salmodiando, seguite dalle cornamuse, cioè dalle launeddas, in flebili cadenze sulla cima fatidica, mentre il mare dei fedeli e dei pellegrini ondeggiava nei mille e mille iridescenti colori dei costumi originalissimi, semi-orientali, ed un pigia pigia s'accalcava attorno alla sacra mensa non sculta da mano umana ma fatta d'un sol blocco granitico naturale e collocato ai piedi del princeps Pacis, il venerando presule Monsignor De Martis in cappa magna alzò la sacra ostia. Tutta la marea si abbassò prosternata profondamente sulla nuda terra, mentre nell'azzurro lontano nel cima del Gennargentu si dorava dei raggi del sole, che da quel momento apriva la nuova era di pace e di fratellanza sarda. Allora ho constatato, ho creduto che tutte le ansie, gli sforzi, le fatiche e i sacrifici sostenuti per la realizzazione di quell'idea non furono inutili né perduti, ma avevano in qualche modo imperituro e fruttuoso raggiunto lo scopo per il quale li avevo affrontati. Avevo capito che attraverso il povero e muto simulacro della mia mano uno spiraglio di luce nuova veniva a illuminare nel tempo e nello spazio la fervente anima sarda. Gli amici nuoresi, dopo vane ricerche, mi scovarono, mi presero dall'albero per le braccia e mi trascinarono alla cima benedetta. Il vescovo, alla presenza di migliaia d'occhi fissi al Redentore, parlò commosso d'ammirazione dell'opera mia. Stessa pagina del suo diario, legando Vincenzo Ierace, via venni a Nuoro, a Biri con i Zogos cosa sua, commenti in antavosto sa statua del suo Redentore che si ha fatto.
E tornando su un minuto alle immagini che io vi assendi sa cavalleria miliziana de Casteddu e questa pure prena de storia, poitta questo vestire a rubio aici caratteristico che portano is cavalieri milizianos de Casteddu da un di benidi de i divisas de truppas francesas che in su 1793 iant provau a sbarcare in Casteddu, fiant stettius boccius e totus terminaus, iant is sardos picaus i divisas arrubias de gustus francesus, da siant modificadas e de ingunis e nasciu su bistiri dei milizianus de Casteddu che ancora in dideoi si imperada. E con questa nota storica Valentina seus arribaus a Savini de sa diretta Cosa Nostra. Mi pare di che cose siano tantadas meda bene, può essere un anno di sperimentazione, tu tandinaras. Sono contenta, mi sta agradando meda questo ciambamento. E dunque salutaus a totas e a totus is che con grande pazienza santis che io finza a oi e si donaus appuntamento is che punti in nuoro e volen taccuda a nuoro, questo meriri ais de G8, ai 6 de Ameri, po' su spettacolo de su folclore sardo e nosu che deobolidi a sanno che intrada. Atteros hanno il mezzo. Atteros hanno il mezzo. Saluti a tutti. Salute.